Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati in diretta, sono le 11:29:52 secondi, come sempre, come ogni giorno, la nostra edizione straordinaria che ci accompagnerà tra poco a seguire la conferenza stampa di aggiornamento con il governatore Luca Zaia. Ci collegheremo con la sala operativa della Protezione Civile a Marghera. Molte novità e notizie nella giornata di ieri che giustamente vanno approfondite oggi. Vi anticipiamo anche un paio di cose, i dati già li vedete in onda, adesso li commenteremo insieme. Ci colleghiamo con il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, perché giustamente è il caso di capire meglio come va calibrata questa potenza di fuoco del bazooka, diciamo, del governo così definito, cioè l'intervento che va a fare da garanzia per 400 miliardi agli eventuali prestiti richiesti dagli imprenditori. Cercheremo appunto di capirne di più, dopo averne già parlato anche ieri sera in diretta a Ring, pochi istanti dopo il discorso del Premier, l'intervento di altri ministri, Patuanelli, Azzolina per l'istruzione, Patuanelli lo sviluppo economico, il ministro Gualtieri per l'economia, quindi molte cose. Oggi tra l'altro è la giornata mondiale della salute, c'è una dichiarazione importante del capo dello Stato Sergio Mattarella che parla di impegno globale per la salute che sia un vettore di pace. Immaginate in un momento come questo chiaramente la celebrazione e il ricordo di una giornata come questa con un nome simile, che significato assuma. Intanto lo stesso capo dello Stato parla di pericolosa pandemia e che il coronavirus è temibile. La giornata mondiale della salute, dice Sergio Mattarella, ricorre quest'anno mentre l'intero pianeta è chiamato ad affrontare una pericolosa pandemia causata da un virus ancora per molti aspetti sconosciuto e assai temibile, soprattutto per la popolazione più anziana e le persone deboli già affette da pregresse patologie. Ci sono molte cose da dire, lo dicevamo, lo ricordavamo poco fa in apertura, compreso il fatto che subito dopo la conferenza stampa del governatore del Veneto Luca Zaia, che è circa tra un'ora, seguiremo in diretta la cerimonia del 7 aprile che ricorda i bombardamenti di Treviso del 7 aprile del 1944, più di 1600 vittime, l'80% della città rasa al suolo, moltissime vittime anche tra i bambini. E quindi come ogni anno i rintocchi della campana, poi sarà un momento particolare come sempre oggi perché il silenzio la fa da padrone, sarà solo il sindaco in questa cerimonia, il sindaco di Treviso Mario Conte, e noi ovviamente abbiamo voluto dare l'opportunità ai trevigiani non solo di seguire comunque questo momento importante del ricordo della propria storia, e avremo la celebrazione, la cerimonia in diretta, i rintocchi, poi i discorsi di Vescovo di Treviso Tomasi, Prefetto Laganà e Sindaco Mario Conte, quindi un momento insieme al tenore Francesco Grollo che sarà di omaggio appunto alla città in musica. Vediamo se riusciamo a contattare, in attesa del presidente di Confindustria che è previsto più tardi, anche il sottosegretario, come vi dicevamo, all'economia Pierpaolo Baretta. Poi ci collegheremo anche con il nostro Filippo Fois che è a Marghera, quasi pronto per un collegamento introduttivo per quanto concerne appunto la conferenza stampa di questa mattina del governatore Luca Zaia. Crediamo, immaginiamo che appunto molto si discuta anche di questo intervento del governo. Diamo uno sguardo ai dati. Se mi aiuti Andrea, e saluto e ringrazio appunto anche chi c'è in regia, con la tabella della regione, ed eccola qui, vedete per ora dal 21 febbraio i positivi sono 11.925, nelle ultime ore aumentati di 227, i casi attualmente positivi 10.203,
I deceduti, ospedale più extra, quindi qui si parla e si include anche le case di riposo di cui molto si è parlato negli ultimi giorni, 695. Delle ultime ore, quindi nella notte, 9 vittime, una all'Università di Padova, uno all'azienda ospedaliera integrata di Verona Borgo Roma, una all'ospedale di Treviso, una all'ospedale di Castelfranco, una all'ospedale di Chioggia, 2 a Villa Salus a Mestre e poi infine 2 al Sacro Cuore Don Calabria Negrar. Le persone ricoverate attualmente in terapia intensiva sono 297, quindi scese, come vedete, di molto negli ultimi giorni davvero. Saluto e ringrazio Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'Economia, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Grazie per essere con noi. Senta, allora andiamo subito a questo che non si chiama più bazooka ma si chiama la potenza di fuoco del governo. Baretta, 400 miliardi a garanzia appunto per i prestiti. Ieri sera abbiamo cercato di declinare chiaramente subito appena appena rese note le dichiarazioni del Premier. Oggi qualcosa in più sappiamo, partiamo dalla critica, così le diamo modo di spiegare e aiutarci a capire. È chiaro che si tratta di prestiti e quindi da restituire, certo, da restituire nell'arco di 6 anni e quindi dicono non è che ci danno dei soldi, ci dicono oltre a indebitare il futuro con le manovre di governo che abbiamo fatto a marzo e che stiamo facendo ad aprile, ora indebitiamo anche gli imprenditori. Allora, diciamo, che osservazione dà su questo fronte e perché è una cosa importante secondo il suo punto di vista? Premesso che purtroppo ci stiamo indebitando tutti perché ci è capitato tra capo a collo questa tragedia e anche lo Stato si sta indebitando, perché il provvedimento che non riguarda le garanzie ma riguarda i soldi freschi che abbiamo messo in campo, tra quello di aprile di 25 miliardi e quello che stiamo ipotizzando in queste ore di altri 30, sono circa 70 miliardi di denaro fresco a cui si aggiungono i 750 miliardi di garanzie, perché i 400 di adesso si sommano ai 350 del mese scorso. Quindi è chiaro che c'è una situazione di questo tipo. Dopodiché vorrei ricordare che sì, certamente non sono a fondo perduto, ma noi abbiamo anche fatto una sospensione dei pagamenti, cosa che abbiamo riproposto anche nel decreto di ieri sera. Non c'è solo la liquidità, c'è anche la sospensione per aprile e maggio di tutti i pagamenti, IVA, ritenute, eccetera, da parte delle imprese. Quindi siamo in una situazione nella quale facciamo tampone, ma la liquidità è molto importante. La stragrande maggioranza delle imprese sta chiedendo che ci sia una veloce erogazione, non hanno posto il problema del fondo perduto, perché tutti capiscono la situazione in cui siamo ed è importante che questi soldi siano ad un tasso molto, molto basso, praticamente siamo allo 0,2, quindi simbolico, una restituzione per 6 anni, che peraltro non può partire anche tra 2 anni, come richiesta da parte dell'imprenditore, e fino a 25.000 euro senza nessuna pratica e senza verifica preventiva della banca. Quindi insomma è un intervento davvero di ossigeno alle imprese. Senta Baretta, certo, secondo lei dovesse dare un'interpretazione, che prestito chiederanno? Cioè, lo chiedono in questo momento per fare investimenti o per pagare i propri dipendenti? No? Perché gli imprenditori in questo momento potrebbero chiedere soldi, ma per pagare gli stipendi, cioè anche questo possiamo definire? Questo no, perché c'è la cassa integrazione. Cioè, noi abbiamo messo in moto una cassa integrazione generalizzata per tutte le imprese di tutti i settori fino a un dipendente. Sì. Quindi anche certo. un artigiano che avesse un dipendente può usare la cassa integrazione. Ovviamente la cassa integrazione non dà lo stipendio intero, ma è una forma di sostentamento comunque robusta. Molte imprese vorrebbero anche, diciamo, completare la differenza se possono farlo meglio. Quindi questi interventi non riguardano il pagamento dei dipendenti, ma possono riguardare entrambe le cose che diceva lei, cioè
pagamenti vari, sapendo che tutti quelli verso lo Stato sono sostanzialmente sospesi, ma per esempio pagamenti verso fornitori, perché è molto importante che continui a circolare il denaro e che quindi ognuno paghi. E il secondo per predisporre anche ciò che serve quando, ci auguriamo a breve, ci fosse la ripresa. Io penso che la stragrande maggioranza utilizzerà la soluzione dei 25.000 euro, perché è quella che riguarda le piccole e piccolissime imprese. Dopodiché però c'è anche questa disponibilità fino a 800.000 euro, ovviamente in quel caso ci vuole anche una verifica preventiva della banca, ma anche quella si arriva al 100%. Senta, questo è, infatti credo l'aspetto anch'io più interessante, no? Il fatto di piccole e medie imprese nel nostro paese, quindi forse i 25.000 euro è la cosa un po' più appetibile. Una osservazione ancora che ho sentito, poi Baretta dicevamo ne discuteremo anche col Presidente di Confindustria del Veneto tra poco, quindi anche la voce degli imprenditori è interessante, no? Come reazione, ma mi sembra sufficientemente di soddisfazione almeno in queste ore. L'osservazione è questa: io adesso accendo un mutuo, quindi di fatto che devo restituire in 6 anni, cioè un prestito, e nel momento in cui avrò bisogno di altro la banca mi dice, fa un ragionamento dell'1+1, no? Quindi mi dice ma voi avete già quell'altro aperto e potrebbe chiudere i rubinetti per un eventuale mutuo una volta usciti da queste secche? Voglio essere molto molto schietto nella risposta. Adesso abbiamo una ferita aperta, della convalescenza discutiamo subito dopo, perché il problema ci può essere, noi l'abbiamo già affrontato col sistema delle banche, ma adesso veramente tamponiamo il rischio che le imprese muoiano. Sì. Senta Baretta, cosa ci può anticipare del decreto di aprile? Ma il decreto di aprile è la parte sulle sospensioni, l'abbiamo già fatta ieri sera. Il decreto di aprile porterà a 800 euro le risorse per i professionisti e le partite IVA, allargherà la cassa integrazione e allungherà anche il periodo, cioè prorogheremo ulteriormente la cassa integrazione e soprattutto interverremo con un reddito di sostegno, di emergenza per quella fascia che si è trovata senza ammortizzatori e senza reddito. Faccio due o tre esempi per capire. Gli stagionali del turismo che hanno finito la NASPI, che speravano di essere assunti adesso e invece non hanno il lavoro. Il piccolo commerciante che aveva il negozio e che viveva delle sue entrate mensili e che nonostante che gli abbiamo sospeso il mutuo si trova senza reddito e senza ammortizzatori sociali. La lunga filiera ad esempio del tempo libero, quelli che gestiscono le palestre o altre situazioni di questo tipo, in molti casi non sono ditte vere e proprie, quindi c'è un mondo variegato che va protetto. Noi abbiamo cominciato dando 400 milioni ai comuni, ma non bastano, ne daremo ancora. Peraltro nel frattempo sono anche arrivati i soldi dell'acqua alta, abbiamo erogato al Comune di Venezia, che quindi li può distribuire immediatamente ai cittadini che ne hanno fatto domanda. Quindi tutto un concorso di risorse che vanno ad affrontare l'immediatezza. Il decreto di aprile farà questo. Senta Baretta, le chiedo davvero l'ultima cosa, sfruttando sempre le sue competenze e il ruolo in questo momento. Sospensione dei mutui. Anche su quello, intervento molto atteso, mi sembra ci sia comunque un po' di delusione per i criteri. Faccio un esempio, al di là di chi ovviamente è rimasto senza lavoro, è in cassa integrazione, eccetera, eccetera, il riferimento all'anno, il crollo del fatturato e via dicendo. Chi ha ricevuto sostegni governativi, mi sembra di capire, non può fare questa richiesta. E cito due casi, per esempio, chi ha reddito di cittadinanza non può chiedere la sospensione del mutuo, mi sembra di capire, se è così poi mi aiuterà lei. Anche un pensionato non può fare la richiesta di sospensione del mutuo, allora? Ma questo è un tema che è in fase di discussione, perché i casi che lei ha citato sono emersi. Noi abbiamo un'interpretazione più estensiva di quella che stiamo riscontrando nell'applicazione pratica, però siccome qui non si tratta di fare interpretazioni, bisogna trovare
una soluzione, credo che nel decreto di aprile chiariremo anche questi punti, perché in effetti dipende sempre anche da quanto uno ha, cioè chi non ha niente, ha una pensione molto bassa, si trova in situazioni di difficoltà oggettiva. Certo, il discrimine tra chi ha sostegni pubblici e chi non ha niente è un criterio generale, ma nei casi che lei ha citato la discussione va sicuramente chiarita. Perfetto, grazie mille, è stato chiaro come sempre. Grazie a Pierpaolo Baretta, grazie a voi, buona giornata. E buon lavoro, sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, grazie davvero. Ho intravisto Filippo Fois, quindi non so se è pronto. Andre, dimmi tu, eccolo qua, lo vedo. Filippo, sei con Sandro, con la Paola? Sono con Sandro Ponchio. Ecco, perfetto. Buongiorno dunque a Filippo Fois e Sandro Ponchio. Cosa ti aspetti oggi dal Presidente? Beh, ci aspettiamo sicuramente le reazioni da parte della Regione Veneto, del piano che è stato annunciato dal Governo, che è stato illustrato adesso dal sottosegretario Baretta. E in effetti questa è una, tra l'altro, dei temi ricorrenti oramai nel corso dei punto stampa di Zaia, vale a dire quando si potrà riprendere una parvenza di normalità per quello che riguarda l'economia, come si intende agire e che cosa ci si aspetta dal governo, per cui questo sarà sicuramente uno dei temi che terrà banco. Certo è che la domanda posta in continuazione, vale a dire quando terminerà l'emergenza, è una domanda alla quale al momento non può rispondere nessuno, Zaia l'ha detto più volte, anche perché è un qualche cosa che non dipende solamente dalla Regione Veneto, ma si tratta di un'operazione che andrà concertata con tutte le regioni e con il governo. Certo è che insomma ci sarebbe molta voglia, e lo Zaia stesso lo ribadisce spesso, di ricominciare, di riaprire, di tornare a una parvenza di normalità dopo questo periodo di forzata chiusura. D'altro canto i numeri che stanno arrivando nei quotidiani report che vi diamo anche nel corso dei nostri telegiornali sono incoraggianti. C'è un numero, ci sono due numeri che sembrerebbero apparentemente in contraddizione, vale a dire il fatto che mentre stanno scendendo i ricoverati e le terapie intensive aumentano i positivi, ma questo avviene semplicemente per il fatto che quel famoso piano di tamponi a tappeto annunciato dalla Regione è nel pieno del suo corso, per cui vengono trovati anche molte persone che sarebbero completamente asintomatiche e non si sarebbero accorte ad essere positive al coronavirus, per cui c'è una situazione in cui si ha una fotografia il più completo possibile rispetto a quella che avevamo qualche settimana fa. Sì, questo senz'altro, anche se abbiamo visto diverse ricostruzioni anche nelle ultime ore con una difficoltà di effettuare tutti questi tamponi per i reagenti, la lettera di cui racconta oggi la stampa di Luciano Flor, perché più di 1000 non riusciamo a farli, ma adesso è arrivato il macchinario dei 7000, quindi da domani dovrebbero essere 7000 al giorno che si aggiungono, no Filippo? Sì, poi credo che per esempio all'ospedale dell'Angelo di Mestre si proceda a un ritmo di 1800 tamponi al giorno, per cui diciamo che la macchina che è stata preparata in queste settimane sta per entrare in funzione al massimo della sua potenza. Per cui da questo punto di vista io credo e speriamo tutti insomma, che anche coloro che stanno aspettando ancora l'esito del tampone insomma, lo abbiano presto. Beh, insomma, colgo l'occasione, ti vedo con i guanti, non perché sei un prestigiatore ovviamente, ma perché così, ecco, dobbiamo ricordare anche che da ieri la Regione ha deciso che sui mezzi pubblici... Cosa Filippo? Esatto, i mezzi pubblici, i mezzi pubblici per cui insomma gli autobus e i vaporetti anche qui a Venezia, anche i taxi e ovviamente i negozi, per cui quando si va al supermercato bisogna indossare i guanti e la mascherina. Per cui noi ci siamo muniti, la mascherina è qui davanti, come vedete qua non c'è nessuno, per cui posso farne a meno per questo momento. Quando si arriva poi in conferenza stampa da Zaia posso assicurare che tutti hanno la mascherina, per cui diciamo che è oramai da parecchio tempo, tra l'altro, oramai da diverse settimane che è in vigore questo metodo di protezione, ecco. Va bene. Io credo che poi tra l'altro la preoccupazione non è solamente quella di quando si apre, volevo dirti questo Ferdinando, perché spesso viene ribadito anche dal Presidente Zaia, ma anche del fatto che c'è quello che si teme qui è un rilassamento da parte della popolazione. Certo. Il fatto che piano piano si ricomincia a uscire, questo l'abbiamo visto anche noi, devo dire la verità, a Venezia e a Mestre. Rispetto a quella che era la situazione di qualche giorno fa vediamo un pochino più di gente in giro, questo è proprio il pericolo che bisogna scongiurare, vale a dire che si pensi che sia finito,
perché abbiamo diversi esempi nel mondo, a partire da quello di Hong Kong, in cui si è visto che se si abbassa la guardia per un attimo si dovrebbe ricominciare da capo, e questa è una cosa che davvero non possiamo permetterci, sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico. Va bene, hai ragione Filippo, grazie davvero. Filippo Fois e Sandro Ponchio, ci rivediamo tra poco quando inizia la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. È già collegato con noi, lo saluto e lo ringrazio. Buongiorno, ben trovato Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto. Grazie Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori. Allora, a caldo, ma insomma dai, ormai da ieri è quasi a freddo, ma a caldo, una reazione su questa potenza di fuoco del governo, cosa ci dice Presidente? A caldo positiva, non abbiamo ancora letto nulla, è stata annunciata, deve ancora essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Lei sa che tra quando vengono annunciati questi provvedimenti e quando poi passano in Gazzetta Ufficiale ci possono essere delle sorprese, magari nei piccoli codicilli, nelle cose scritte in piccolino. Devo dire la verità che di primo acchito sembra positiva. Il problema poi sono due, se posso. Uno è la velocità. Hanno fatto qualche settimana fa il provvedimento dei 600 euro delle partite IVA, ma penso che oggi nessuno abbia visto un euro di quei 600 promessi. E secondo, che bisogna riaprire, ce ne facciamo poco della liquidità se poi le aziende non possono aprire. Però lo sentiva anche adesso, non lo ricordavamo, cioè, ieri hanno aperto di nuovo migliaia di aziende nella nostra regione, lei lo sa molto bene, l'importante è che sia garantito tutto quello che è previsto appunto anche dallo stesso governo in piena sicurezza, però se così non è, fra 15 giorni rischiamo di vedere l'effetto di quello che è accaduto ieri, che accade in queste giornate, no? Con nuovi contagi. Sono convinto, dobbiamo aprire in sicurezza per i lavoratori, anche per noi, perché poi il virus non fa distinzione, prende i lavoratori, i dirigenti, gli imprenditori, e dobbiamo stare attenti alla propagazione del virus. Sono state condivise ancora il 20 marzo delle norme, le abbiamo condivise anche con i sindacati, delle norme di protezione, di distanza sociale, di uso di apparecchiature, di guanti, di mascherine, tutto quanto questo qui. Noi riteniamo che siano delle misure efficaci. Quasi tutte le aziende che in questo tempo sono state controllate dallo SPISAL, che è l'ente che poi deve certificare queste buone pratiche, sono state promosse. Ecco Presidente, parliamo comunque di un prestito, no? Dicevamo poco fa anche con il sottosegretario Baretta, non solo indebitiamo lo Stato, ora diciamo agli imprenditori potete indebitarvi ulteriormente, no? In questo momento di difficoltà. È questo tipo di lettura che mi piacerebbe un po' approfondire, no? Non potevamo regalare i soldi agli imprenditori, discutiamo anche su questo, allora, se vogliamo, però... Sì, è vero, tutti noi avremmo preferito soldi in regalo. Intanto diciamo che comunque i tassi sono veramente bassi, praticamente non ci sono. Le garanzie è che una cosa molto importante, per le più piccole sono fino al 100%, per le grandi al 90%, ed è già qualche cosa. Ecco, forse sul rientro di 6 anni di questi tempi, che in tempi normali 5-6 anni potrebbero essere un tempo apprezzabile, forse avremmo avuto bisogno di qualche tempo in più. Su regalare soldi alle imprese, così ecco, cioè lei dice questo era un po' difficile. Certo, anche perché non ce ne sono. Perché sa, noi vorremmo tutto quanto, però io ripeto sempre che partiamo, la nostra nazione, da un momento che era il 30 di gennaio, dove non eravamo in una condizione molto florida, dove c'erano già molte aziende ferme, dove si dibatteva se il PIL, l'aumento doveva essere più 0,1 o più 0,2, quindi la situazione di partenza era difficile.
era uno Stato, era un'economia che arrancava, e secondo me dobbiamo ripartire da là. Poi sarebbe bene anche, appunto su quello che dico, perché oggi va bene che i soldi vengano dati a tutti quanti, che vengano prestati a tutti quanti, poi bisogna fare una sorta di triage economico, ovvero dare qualcosa di più alle aziende che hanno dei mercati all'estero, che sviluppano nuove tecnologie, che sapranno dimostrare poi di avere delle buoni tassi di crescita. Ecco, non abbiamo tutelato l'export, cioè le aziende che avevano l'export nel proprio DNA in questa prima fase, vero? L'abbiamo tutelato, in questa fase c'è qualche cosa anche legato ai finanziamenti della SACE, specifico per le aziende che esportano. Ho letto solo il capitolo, però verrà fatto. Sì, però non le abbiamo ritenute essenziali nella prima parte, no? Cioè quelle aziende che lavorano di export le lasciamo aperte, esattamente come diciamo la filiera dei supermercati, dell'alimentare. Guardi, oggi a livello, allora, premesso che non possiamo mediare tra sicurezza e profitto, sono assolutamente d'accordo, ma oggi le aziende che esportano sono strategiche per il Paese. Ci sono alcuni competitor nostri che ci stanno rubando quote di mercato e fanno bene, perché noi faremo la stessa cosa, quindi stiamo perdendo delle commesse importanti, e quelle aziende, ricordo sempre, che possono tenere aperto adesso per esportare sono coloro che contribuiscono anche all'INPS, al sistema nazionale, con i loro versamenti e con queste cose qui. Quindi bisogna anche sensibilizzare molto l'opinione pubblica, che oggi è di importanza strategica per il Paese, che dovrà comunque continuare a pagare gli stipendi della polizia, dell'esercito, della scuola, dei medici, di quante queste cose qua, che ci siano dei flussi verso le casse dello Stato, e queste oggi e per i prossimi mesi potranno darle soprattutto le aziende che esportano. Senta Presidente, l'ultima cosa che le chiedo, ormai abbiamo visto che è un nuovo mondo, no? Sarà un nuovo mondo, e quindi anche le previsioni sono complicate, ma guardando i tasselli, essendo Presidente degli industriali della regione che è campionessa nel mondo del PIL, dell'elaborazione del PIL del nostro Paese, cosa rischiamo domani? Che sia la Germania a venire a comprare la filiera, per esempio, dell'automotive nella nostra regione, che è la componentistica che dà valore aggiunto alle auto, per esempio, giusto per citare una parte, o che sia la Cina, che lei conosce tra l'altro molto bene, a venire qui a fare campagna acquisti. Cosa rischiamo? Di farci comprare dal resto del mondo? Perché indeboliti? Secondo me no, ci potrà essere, ci saranno sicuramente dei casi, ci potranno essere, ci saranno anche dei casi positivi, perché abbiamo avuto delle aziende che sono state comprate da stranieri che poi hanno assunto, quindi ci sono non solo casi negativi. C'è una grande considerazione soprattutto dalla Germania sul nostro sistema di impresa, quindi penso che loro vorranno continuare a lavorare con noi. I produttori di auto tedeschi si sono fatti parte attiva nei confronti anche della Merkel, dicendo che abbiamo bisogno della filiera dei produttori di automotive. Se le aziende fossero abbandonate, lasciate da sole, sicuramente potremo andare incontro a questo tipo di scenari. Se però anche con questi provvedimenti fossero aiutate nel trovare la liquidità, allora è un po' più difficile. Sulle grandi aziende strategiche poi sembra che il governo stia alzando un muro in modo da non permettere che settori importanti siano scalati. Questo è molto importante. Devo dire la verità che invece con un po' di buona volontà nostra e un po' di volontà anche dello Stato potremo riportare
qualche lavorazione nel nostro paese. Allora non sta sparendo la globalizzazione, qualche cosa rimarrà sempre perché lì ci sono dei mercati molto importanti, però potremo diventare più competitivi e in questo modo così riportare anche nel nostro territorio alcune lavorazioni. Questo è un aspetto interessantissimo, cioè riportare la produzione magari dall'est, no? Dall'estremo oriente, quello che è in Italia. Questo è interessante. Come pensa di favorirla, diciamo, un flusso di ritorno come attività di Confindustria? Allora, c'è un ragionamento che state facendo? Allora guardi, facciamo l'esempio della Cina su alcuni prodotti di alta tecnologia meccanica, parlo della meccanica perché qui nel nostro territorio è una fonte importante, era già meno competitiva. C'erano delle lunghe filiere, le navi, 2 mesi e mezzo per avere materiale, ci si è accorti che adesso bisogna avere delle filiere un po' più corte, quindi si stava allentando la competizione. Se riusciamo in questo momento a ricostruire, a poter abbassare la fiscalità delle imprese, ma soprattutto anche dei lavoratori che oggi sono condannati così a versare allo Stato buona parte del loro stipendio. Se anche noi come sistema impresa riusciamo a fare qualche cosa con più valore aggiunto, quindi con prodotti con un po' più di intelligenza dentro, secondo me molte cose potranno essere riportate qui, molto interessante. È molto interessante anche questo aspetto, perché in effetti sta diventando una lettura, un'interpretazione e magari un orizzonte per i prossimi mesi. Certo. Grazie Presidente, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Grazie. Enrico Carraro, Presidente di Confindustria del Veneto. Pochi istanti, poi ancora aggiornamenti e ci collegheremo con Marghera, dove tra circa 20 minuti sarà il governatore Luca Zaia a dare tutte le novità per quanto riguarda la nostra regione. Do un ultimo aggiornamento invece che riguarda prima del break purtroppo i decessi dei medici. Nel nostro paese sono 94, sale ancora il bilancio dei medici morti per coronavirus e 26 infermieri. Questi dati appunto certificati ulteriormente questa mattina. Ci vediamo tra poco. 12.05, torniamo in onda, tra poco, davvero pochissimo, parlerà il governatore Luca Zaia alla consueta conferenza stampa da Marghera con tutti gli aggiornamenti e appunto sentiremo anche da lui la reazione a questi 400 miliardi di garanzia che il governo tramite gli istituti bancari può liberare nel nostro paese. Ricordate, adesso riascolteremo anche il Premier Conte in un passaggio importante del discorso di ieri sera, l'intervento di ieri sera. Prima però aggiorniamo anche su altre notizie. Vi ricordo che al termine della conferenza stampa seguiremo anche la cerimonia, vi ricordo il 7 aprile, il bombardamento, il 7 aprile del 44 a Treviso. Sarà un momento molto toccante con parole pesanti nel silenzio di queste ore, perché nessuno, lo dicevamo, può partecipare alle cerimonie in città. Con Ilaria Marchiori raccontiamo di un caso di cronaca, 2 donne sono annegate nella notte, erano a bordo di un mezzo della CTV e sono scomparse nel nulla. Allora è in collegamento con noi Ilaria Marchiori per aggiornare. Ilaria. Buongiorno da Venezia, c'è stato un tragico incidente nella notte avvenuto poco dopo le 2:30, i vigili del fuoco hanno recuperato in laguna all'altezza del Mose i corpi senza vita di 2 donne, si tratta di mamma e figlia che sono sarebbero cadute da un battello a CTV. Le vittime erano salite a bordo del vaporetto a Punta Sabbioni poco dopo la mezzanotte ed erano state notate dal comandante proprio perché le uniche passeggere. Alla prima fermata del Lido il pilota si è accorto
accorto però che non erano più a bordo e facendo una prima verifica ha trovato le loro scarpe, quindi ha subito dato l'allarme attivando la macchina dei soccorsi ed è tornato indietro. Dopo circa 2 ore una delle 4 imbarcazioni dei vigili del fuoco che sono intervenute insieme ai sommozzatori hanno individuato le 2 donne in acqua, purtroppo a testa in giù. I corpi sono stati recuperati e portati in marittima e sul posto è giunta poco dopo anche la Capitaneria di Porto e i Carabinieri per ricostruire l'accaduto. La Capitaneria ha già interrogato il comandante della motonave e al vaglio ci sono al momento varie ipotesi, sembra però improbabile che si possa essere trattato di un incidente, naturalmente fino a che non ci saranno tutte le dovute indagini è d'obbligo il condizionale. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie, grazie Ilaria Marchiori da Venezia. Adesso facciamo un passo indietro. Quante fake news abbiamo smentito ieri grazie al contributo ancora una volta dei virologi, in particolar modo il professore Giorgio Palù. Cominciamo dal tema che ha preoccupato molti di noi negli ultimi giorni, che il virus circoli nell'aria, che il virus resti sull'asfalto, che resti sugli oggetti. Poi arriveremo anche al tema degli animali, ma prima questo aspetto sempre con Giorgio Palù. Il virus nell'aria, il virus sull'asfalto, il virus nei gatti o trasmesso dagli animali domestici. Allora, io direi su queste cose, i virus non volano. Possono essere messi nell'aria, ma di solito sono ancorati a cellule all'interno delle cellule, e se sono fuori delle cellule, in quanto i virus sono parassiti obbligati, non sono come i batteri, non crescono su una superficie o non si nutrono di sostanze chimiche come i batteri e quindi elementi essenziali per la loro riproduzione senza il nostro contributo. Quindi un virus nell'aria non ci può essere isolato, casomai è con qualche fluido che viene emesso, e si è parlato in questi giorni, c'è un report giapponese, ma c'è stato uno studio pubblicato dall'MIT, che è una grande istituzione americana sulla ricerca, Massachusetts Institute of Technology di Boston, dal laboratorio di dinamica dei fluidi, che ha dimostrato che in un'emissione di uno starnuto le nostre goccioline, noi parliamo di goccioline, quelle più grosse, quelle superiori ai 5 ai 10 micron, un micron è 1/1000 di millimetro, quindi quelle nell'aria non stanno più di 1 metro. Ecco che abbiamo detto che il distanziamento deve essere 1 metro o 2 metri per sicurezza. In realtà questo studio dimostra che quando si emette uno starnuto, soprattutto se l'aria è più fredda della temperatura del corpo, ci può essere una formazione di aerosol, quindi una condensazione delle goccioline più grosse in goccioline addirittura sopra il micron, centinaia di nanometri, che vanno un po' più in là, 5-6 metri, ma non è uno studio sull'infettività, non hanno caratterizzato se il virus è infettivo in quelle goccioline, quindi non era un esperimento fatto con il virus. Quindi, voglio dire, quello che conosciamo del 1960 degli studi sui virus respiratori è ancora valido, cioè che la maggior parte della trasmissione avviene per le grosse goccioline che sono emesse non solo nel starnuto, nei colpi di tosse, ma qualche volta anche nell'esalazione. Quindi la precauzione rimane quella, ovviamente più distanti siamo meglio siamo, certo. Se abbiamo le mascherine siamo protetti. Però lei dice, se io starnutisco da qui al di là del tavolo, non è detto che io, perché quelle goccioline che sono le più piccole, che arrivano così più lontano, anche addirittura 5-6 metri, potrebbero, o meglio, non sono così infettive con quelle più grandi, più vicine a me. Altro dato, che il virus nell'aria, come dicevo, non sta, in più nell'aria c'è la temperatura, c'è una determinata condizione chimica fisica, l'essiccamento, perché il virus sta meglio nell'umidità sopra il 50%, quindi sta meglio al freddo che al caldo, ma c'è soprattutto la radiazione ultravioletta del sole, quindi gli studi fatti, quei pochissimi studi fatti in aerosol ad altissima concentrazione di virus, in una piccola, diciamo, cubatura, meno di 1 metro cubo, dove è stato iniettato il virus in forma di aerosol, dimostrano che l'emivita di questo virus è meno di 1 ora o intorno all'ora. Si immagini in condizioni che favoriscono assolutamente il virus. All'aria aperta, più aria aperta c'è, meno virus potrà mai trovare. Così pure il virus che si deposita su superfici metalliche o di plastica ha un'emivita in 5 ore. Quando si è parlato dell'asfalto
che ha alcuni giorni, settimane di permanenza, ecco, un conto è come si misurano queste cose. Quindi lo studio fatto dai virologi di Seattle, lo stato di Washington, è stato uno studio fatto sull'infettività del virus, non misurando il virus come si misura col test al tampone, cioè vedendo se c'è un frammento di acido nucleico, perché non è detto che quel virus sia infettante. Quindi, voglio dire, quello che conta è l'infettività. Quindi diciamo sul cemento o sull'asfalto il virus dura ancora meno delle 4 ore previste, perché è sottoposto alla radiazione del sole, l'asfalto si scalda, si immagini cosa avviene sopra la temperatura di 21 gradi centigradi. Così Giorgio Palù, tra poco sentiremo un'altra parte che è quella legata agli animali, tema che ha spaventato molti nei giorni scorsi, il fatto che si possano infettare anche loro, ma abbiamo ribadito molto chiaramente come siamo noi la preoccupazione per gli animali, non viceversa. Riascoltiamo invece il Premier Conte, sfruttiamo adesso la diretta del Corriere, ma è una diretta dalla pagina Facebook del Presidente. Che cosa ha detto nella parte centrale dell'intervento di ieri sera, gli aiuti appunto alle imprese? Oggi è stata una giornata intensa di lavoro con tutti i ministri. Abbiamo avuto un Consiglio dei Ministri che dopo una breve interruzione ha ripreso i lavori. Avevamo tanto da deliberare nell'interesse degli italiani. Vi annuncio, con il decreto appena approvato, diamo liquidità immediata per 400 miliardi di euro alle nostre imprese, che siano piccole, medie, grandi. 200 miliardi per il mercato interno, finanziamento del mercato interno, altri 200 miliardi per potenziare il mercato dell'export. È una potenza di fuoco. Io non ricordo effettivamente un intervento così poderoso nella storia della nostra Repubblica a favore per il finanziamento delle imprese. È una cifra enorme che andrà sia a beneficio, come dicevo, del mercato interno, sia del nostro export, attraverso prestiti che verranno erogati attraverso i normali canali finanziari, con la particolarità che lo Stato offrirà una garanzia perché il tutto avvenga in modo celere, spedito, sicuro. Così il Premier Giuseppe Conte, dunque, ieri sera, come seguito insomma, dalla nostra diretta durante Ring. In questo momento Crisanti, riaprire solo se il rischio è accettabile, siamo usciti dalla fase esponenziale, quindi il virologo che segue tutto il procedimento dei tamponi nella nostra regione, come il professor Palù lavora appunto al fianco della regione Veneto e che è punto di riferimento nel nostro paese, come avete visto nell'affrontare l'emergenza sanitaria. Siamo usciti dalla fase esponenziale dell'epidemia e il numero dei casi giorno per giorno è diminuito, tuttavia la curva di discesa è molto lenta, siamo ancora in presenza di trasmissione del virus. Sottolinea il virologo, bisogna capire da dove derivi tale trasmissione residua, io penso che la causa principale sia la trasmissione intrafamiliare, questo lo sottolinea più volte in questi giorni il professor Crisanti, cioè il fatto che in famiglia chiaramente viviamo nella stragrande maggioranza dei casi in più persone e quindi se uno è positivo, magari asintomatico, trasmette il virus all'altro senza saperlo, lì dove appunto le distanze è più complicato mantenerle. Fronte sul quale bisogna agire. Da qui anche l'importanza dell'avvio dei test sierologici su larga scala, su campioni della popolazione, saranno importanti per effettuare un'analisi epidemiologica, ma anche per verificare le categorie a rischio sulle quali eseguire anche tamponi, ma in vista della fase 2 di riapertura, avverte Crisanti, bisogna essere molto cauti, tutto dipenderà da come ci prepariamo, poiché il vero punto non è quando, bensì come ripartire, dice Crisanti appunto in questo approfondimento che vi abbiamo letto. C'è il Presidente della Camera che dice grazie a chi lavora in prima linea, ma insomma in questo momento l'hanno detto tutti e più volte.
Da Facebook le mappe per tracciamento per quanto riguarda il coronavirus. Dopo l'iniziativa di Google, Facebook estende il suo programma Data for Good, mettendo a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo nuovi strumenti per studiare e prevenire l'evoluzione del contagio da coronavirus. In Italia, fra questi, ci sono il team del professore Stefano De Nicolai dell'Università di Pavia. Va bene, entrambi fanno parte della task force nominata dal governo italiano per combattere l'emergenza da Covid, che si presume utilizzerà i dati di Facebook. Adesso ci piacerebbe capirne un po' di più. Ecco, viene spiegato qua. Gli strumenti messi in campo da Facebook sono 3 nuovi tipi di mappe che aiutano a capire sia i movimenti delle persone vicino o lontano da casa, sia l'indice di connessione sociale, per ipotizzare la diffusione del contagio e le probabilità che le persone in un'area vengano in contatto con le persone di un'altra area. Insomma, utilizza evidentemente il traffico attraverso il social network. Sapete poi, come vi abbiamo detto ieri sera, sempre in diretta, come sia peggiorato. Ecco, intanto è pronto, come vedete, il collegamento dalla sala operativa della Protezione Civile della Regione Veneto a Marghera, dove parlerà il governatore tra pochi minuti, che il primo ministro britannico Boris Johnson è in terapia intensiva da ieri sera. Questo è molto preoccupante per l'Inghilterra. Passa al suo scacchiere, il ministro degli esteri, la guida del paese, e chiaramente l'uomo che fino a pochi giorni fa diceva viva l'immunità di gregge, non facciamo nulla, costretto rapidamente poi al lockdown, cioè alla chiusura anche in Inghilterra, poi ora subisce le peggiori conseguenze di questo virus. Vedete anche il nostro Sandro Ponchio, dotato di mascherina, che sta sistemando i microfoni delle nostre emittenti del gruppo Media Nord-Est per la conferenza stampa tra pochi minuti davvero. Poi vi ricordo ancora una volta, ci sarà la cerimonia, ricordo il bombardamento il 7 aprile del 1944 a Treviso, la vivremo tutta in diretta subito dopo la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Tema animali, si contagiano o meno, cosa vuol dire, che preoccupazioni, con il virologo Giorgio Palù. Gatti. Allora, i gatti avrebbero un recettore che piace molto al virus. Poi c'è il caso di oggi, almeno di New York, allo zoo del Bronx, una tigre positiva, altre 3 avrebbero segnali, sintomi simili, addirittura un leone. Insomma, questo è un po' il racconto delle ultime ore, no? Beh, allora diciamo, che cosa c'è di vero? È un lavoro che non è ancora pubblicato, ma è sotto revisione da pari, cioè da ricercatori, su una rivista importante, che oggi, come sa, anche le riviste più importanti, per concedere visibilità al SARS-CoV-2, alla sindrome Covid-19, accettano in preprint questi lavori, salvo poi valutarli ex post. Quindi questi lavori noi li vediamo. E questo ricercatore cinese, un certo Zhigao, cosa ha fatto? Ha preso il virus umano, lo ha iniettato ad alta concentrazione in gatti, in cani, in maiali, in anatre e diciamo in polli, diciamo quel concerto domestico di cui spesso anche noi ci nutriamo e con cui coabitiamo. Cosa è successo? Che né cani, né gatti, né polli, né suini hanno contratto l'infezione, e dirò misurata col test del tampone, cioè andando a valutare la presenza del virus. Solo i gatti, alcuni gatti, hanno dimostrato di mantenere il virus nel loro faringe, e quando messi a contatto uno con l'altro, un gatto si è infettato. Ma questo è altra cosa da dire che sono loro, diciamo, che ci contagiano, i cosiddetti untori. Il rischio è più per il gatto che vive con me, io positivo posso trasmetterlo al gatto, ho capito così, ma non il gatto all'uomo. Assolutamente, il gatto non lo trasmette o lo trasmette con difficoltà. E quindi la tigre diciamo, dello zoo del Bronx può essere, mi pare, appunto perché c'era uno degli inservienti positivo al coronavirus, e quindi magari insomma lì... Eliminata nello zoo. Ma guardi che questi studi erano già stati fatti nel 2002-2003, c'è un lavoro molto importante che dimostra che i felini, tigre, leone, gatti si potevano infettare, probabilmente perché il loro recettore è abbastanza più vicino al nostro.
Allora, così avete sentito appunto da Palù alcuni chiarimenti. Vi leggo solo un aggiornamento e andiamo alla conferenza stampa. Il commissario Arcuri, il commissario all'emergenza, dice: nel migliore dei casi è l'inizio di una lunga transizione, denunciare le speculazioni sui prezzi delle mascherine. Questo è un aspetto interessante. E allora, se riusciamo, andiamo subito, credo che anche il Corriere per esempio sia in diretta, eccolo qua, lo seguiamo, il commissario in diretta in conferenza stampa in questo momento al punto dalla protezione civile, e quindi sta aggiornando la popolazione sugli interventi, la riapertura cosiddetta del nostro paese. Vediamo. E soprattutto, non solo, che avviene in tempi assai rapidi, del tutto ragionevoli. Con gli accordi firmati negli ultimi giorni, al netto di quello che abbiamo già distribuito, abbiamo una disponibilità aggiuntiva nelle prossime settimane di 650 milioni di mascherine. Anche grazie a questo lavoro è stato possibile ieri dare una scorta aggiuntiva di 620.000 mascherine FFP2 all'Ordine dei Medici, come il Presidente dell'Ordine ieri ha tenuto a comunicare ai cittadini con una apposita agenzia. Presto, molto presto, faremo lo stesso con gli infermieri, come ci ha chiesto il Ministro Speranza e come crediamo giusto che accada. Per accelerare l'importazione di mascherine dall'estero, nelle ultime ore abbiamo organizzato 10 voli cargo da 650 metri cubi l'uno e 7 voli da circa 200 metri cubi l'uno. In sintesi, anche su questo voglio confermare il giudizio già più volte espresso. Nessun insensato ottimismo. Abbiamo alle spalle settimane molto difficili, ma per quanto riguarda le forniture il peggio è ormai alle nostre spalle. Giorno dopo giorno, grazie al prezioso lavoro di tanti, che ringrazio e che non finirò mai di ringraziare, abbiamo fatto e continuiamo a fare importanti passi in avanti. Anticipando la risposta ad una domanda che mi è stata posta prima che iniziasse questa conferenza stampa, voglio dire che, come dovrebbe essere noto, la decisione se rendere obbligatorio l'uso delle mascherine non compete al commissario all'emergenza. Sulla base delle decisioni che il Governo adotterà, d'intesa con il Comitato Tecnico Scientifico, anche in funzione dell'esperienza che il Commissario sta facendo, mi sembra superfluo sottolineare che sarà grande il nostro impegno per dare seguito nel miglior modo possibile alle decisioni che verranno adottate. Oggi qualsiasi decisione sul tema è del tutto prematura. Per quanto riguarda le strutture sanitarie, prosegue regolarmente la distribuzione e l'installazione delle apparecchiature necessarie al contrasto all'emergenza. Fino a ieri sera avevamo consegnato ed installato nelle regioni 1904 ventilatori, solo nell'ultima settimana 368 nuovi ventilatori, 53 al giorno. Voglio infine dare conto di una chiara linea di indirizzo che ho ricevuto dal Governo, che tengo molto a condividere con chi ci ascolta. La circostanza che da qualche giorno le nostre terapie intensive sono in misura minore sotto stress, avete visto che da qualche giorno il numero dei ricoveri in terapia intensiva inizia finalmente a decrescere, non modifica il nostro piano di implementazione, soprattutto non modifica le nostre previsioni verso le regioni del Sud. Come era giusto e come abbiamo più volte detto, in queste settimane abbiamo sostenuto con forza anzitutto le regioni del centro-nord
colpite ed in alcuni casi travolte da uno tsunami che non poteva prevedere nessuno. Un lavoro analogo è iniziato anche al sud, anche se la curva del contagio sembra attenuarsi. Non dobbiamo costruire l'ennesima disuguaglianza in infrastrutture e dotazioni tra il nord e il sud del nostro Paese. Ecco perché continuiamo ad essere impegnati ad implementare le dotazioni di terapie intensive anche nel nostro meridione. Per una volta, se volete anche per darci forza, pensando davvero a come sarà il nostro Paese quando il coronavirus sarà alle nostre spalle. Grazie. Così il commissario Arcuri, importante sul rifornimento, così appunto dice ormai, di mascherine, che sembra veder passato il peggio per quanto concerne le ricerche, gli acquisti, insomma arriveranno un altro contingente da 650 milioni di mascherine, insomma quello che abbiamo sentito, ma il tema vero poi adesso è come preparare la fase 2 cosiddetta, ma senza allentare questa emergenza che è legata a un naturale spostamento anche della preparazione a questo tsunami per le regioni del sud, così come per il nord bisogna preparare il sud senza esasperare le diversità e appunto garantire che le terapie intensive funzionino bene in egual misura ovunque. Sta per parlare dunque il governatore Luca Zaia. Abbiamo già visto il capo dello staff della comunicazione della regione, il dottor Carlo Parmeggiani. Immaginiamo ora si siederanno appunto Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, e il collega assessore alla protezione civile e ambiente Giampaolo Bottacin, quindi credo che stia proprio arrivando Luca Zaia. Vediamo se c'è una ripresa anche per quanto riguarda le parole del commissario Arcuri su altri punti che magari siamo persi. Intanto oltre 10.000 persone sanzionate ieri dalle forze dell'ordine durante i controlli sul rispetto delle misure di contenimento nel nostro paese, 10.000 denunciati in Italia nella giornata di ieri. Primo Zaia, poi vedete a sinistra Lanzarin e quindi Bottacin a destra e poi la lingua dei segni. Intanto grazie. Sentiamo. E buongiorno a tutti. Vedo che tenete ancora botta, non so per quanto. A Pasqua ci vediamo, Pasquetta. Ah, c'è qualcuno che viene? Beh, ovvio. No, anche il salame, non solo la colomba. Allora, andando subito oltre al saluto ovviamente a voi e a tutti quelli che sono collegati, e ringraziamento a voi per, ogni tanto è giusto dirvelo, no? Per l'eccezionale lavoro che avete fatto e state facendo. Io penso che se qualcuno dovesse scrivere la storia di questo coronavirus, per il Veneto scriverebbe sicuramente un sacco di valutazioni, ma potrebbe dire che si creò in quegli anni, in quei giorni, una rete del mondo della comunicazione che ha diffuso le informazioni validate scientificamente. Insomma, abbiamo creato, mettetevi nei panni del cittadino che è a casa, quindi veramente è merito vostro se riusciamo a comunicare così bene con i cittadini. E quindi l'appello di comprare i giornali, comprate i giornali, che è un modo per aiutare anche il territorio che resti informato. Il totale di tamponi sono 153.000, considerate che ormai siamo a martedì, tra oggi e domani parte sta macchina che vi ho detto, che ci è costata quasi 400.000 euro, tra i 50 e 400, montaggi, robe varie. E vi ricordo anche che questa macchina è interessante vederla, è installata presso il laboratorio del professor Crisanti, l'abbiamo installata lì, perché è una macchina che è unica nel suo genere, l'unica in Italia, per cui una macchina che farà 9.000 tamponi in autonomia da sola. Quindi noi puntiamo ancora sulla politica dei tamponi, che è fondamentale, insomma voi sapete l'esperienza VO,
tutto quello che sapete meglio di me. In isolamento in questo momento ci sono 18.866, vado piano perché Chiara mi ha detto che far tutti i numeri veloci non è facile, e quindi calano anche le persone in isolamento. Crescono ancora ovviamente i positivi, sono 11.925 e sono esattamente 227 in più rispetto a ieri. Guardate, qui stanno arrivando i tamponi, cioè noi abbiamo un arretrato di tamponi che si sono accumulati per mancanza di reagenti per tutta una serie di attività. Il dottor Frol mi sembra ne avesse all'altro ieri 8.000, 7.000, 9.000, non me lo ricordo più, 7-8.000 ne aveva più o meno. C'erano 5.000 anche a Venezia, considerate che poi a questi cos'è che accade? Accade la cosa che non è virtuosa ma è virtuosa, che se arriva il paziente grave, il paziente urgente da validare, magari qualche tampone di qualche contatto eccetera, poi rischia di restare indietro. Adesso speriamo di andare a regime, cioè non è colpa di nessuno, è il mondo che va così. Se avessimo tamponi e avessimo fisicamente il tampone e reagenti andremmo spediti a 100 all'ora, il problema è che i reagenti non ce li abbiamo, quindi la capacità delle macchine che abbiamo, che noi abbiamo comprato durante questa emergenza per darle tutte le microbiologie, sono macchine che lavorano al minimo e non riescono a lavorare al massimo perché non ci sono i reagenti, perché dipendono dai reagenti. I ricoverati sono 1876, vedete che stanno calando i ricoverati, vi portavo sempre tabelle con 2000, no? Terapia intensiva 297, onestamente è da un pezzo che non vedevo sto numero, sono meno 29. 23 marzo. Bravo, meno 29, siamo andati sotto i 300. E ripeto, so che dico sempre le stesse robe, questo è merito dei veneti, per carità, dei sanitari assolutamente sì, perché però le restrizioni rispettate sono state un grande impulso, perché il virus alla fine si trova solo, dice ma dov'è? Dove sei? Ne cerco qualcuno. Il virus ragiona così, se dovessimo spiegarlo ai bambini, il virus va in giro per le piazze, per le strade e cerca un ospite, no? Che è l'ospite che da contagiare. Se non lo trova il virus si spompa, proprio tecnicamente non ha più quella capacità di contagio. 297. E quindi ormai siamo a un dato che era un dato insomma di un po' di tempo fa. I dimessi che superano per il 6° giorno i ricoverati sono 1265. Sono, pensate, in totale, se voi fate la somma dei dimessi più tutti i ricoverati, comprese le terapie intensive, ieri vi ho dato un dato sbagliato, avevo fatto un conto raffazzonato, sono 3141. Cioè, voi sapete che fino ad oggi abbiamo ricoverato e curato 3141 persone, questo è il dato giusto. I morti negli ospedali sono 6,34, ai quali si aggiungono ovviamente i morti, possiamo dare 6,55 sono con le case di riposo e quant'altro, come 6,34, perché il dato che ci viene chiesto, attenzione, non è che è un magheggio, tanto è vero che voi che lo sapete, siccome dopo c'è sempre qualcuno che scrive ma nel bollettino ufficiale ci sono tutte le categorie, ma questo è il dato che ci viene chiesto a livello nazionale, cioè morto in ospedale, quindi diamo questo dato. E se vogliamo vedere quello totale sono 655, se non leggo male. 6,95, scusate, ho letto male, o meglio non vi ho leso proprio. 83 sono i nati, quindi vedete siamo sempre dai 70 ai 90, insomma, quindi abbiamo questa attività. E vi dico ancora 2 considerazioni rispetto agli sponsor. Grazie. Ci ho detto di proiettarla solo se parliamo di donazioni, perché non sembra proprio. Però devo dire intanto continuare a ringraziare tutti quelli che stanno versando, dai top a coloro che versano anche €1. Veramente grazie di cuore a tutti. Oggi voglio ricordare 3 versamenti, vi daremo i prossimi giorni la raccolta anche di tutto il donato in materiale e in soldi, quindi dal punto di vista proprio monetario, per ogni ULSS, perché poi oltre a quello che vi dico io c'è anche il resto. Vi dico oggi che abbiamo 5 milioni di euro, ci eravamo sentiti 10 giorni fa, adesso posso annunciarvelo, della Banca d'Italia. Banca d'Italia versa 5 milioni di euro. E quindi
Considerate che noi abbiamo adesso più o meno 20 milioni, ci aggiungete questi 5 vanno a 25, ci aggiungete poi ovviamente un altro sponsor che è sui 6,5 e poi altro, insomma passiamo abbondantemente i 30. In più vi ricordo che per rapporti personali con Huawei, ovvero la conoscenza dell'amministratore delegato, Thomas Miao, che ringrazio, dottor Thomas, tra tablet, smartphone e SIM Fastweb per i pazienti Covid. Quindi quando vedete qualche foto, che vedete qualche paziente con l'iPad, è uno di questi. Sono 250 dispositivi che sono già dentro negli ospedali, però ci tenevo a ricordarlo. E poi infine una fondazione, la fondazione Onlus Helios di Bassano, anche qui è un gruppo di imprenditori, ha versato in attrezzature 334.000 euro, sarebbero esattamente 333.944, 334.000 euro, e in donazioni 326.000 euro. Quindi anche qui abbiamo quasi 700.000 euro di donazioni da parte della Fondazione Helios, che ringrazio. Totale dei donatori in questo momento sono 27.781. Ovviamente l'appello che faccio è che se qualcuno ritiene di dare una mano a questo sistema che oggi è impegnato per quasi 100 milioni di euro di spese extra budget, lo può fare facendo il versamento a quel IBAN, e per non prendere nota, se avete un telefonino in mano in casa, fate una foto e avete tutti i numeri e tutto. E vi aggiungo anche che abbiamo parlato stamattina, abbiamo fatto con gli assessori 2 videoconferenze importanti e ne è venuto fuori intanto che vi confermiamo che si va avanti verso un piano di allentamento, non di apertura totale, ma di allentamento. Sto parlando degli ospedali, ragazzi, perché quelli competono a noi. E adesso vedremo alla volta di dopo Pasqua di capire un po' i dati e capire cosa si potrà fare. Vi dico già che noi non disarmeremo le terapie intensive. Cioè ormai noi dobbiamo programmare, come lo faranno anche i cittadini nelle proprie case, no? Chi è che non avrà nella sua vita poi sempre nella credenza di casa, nell'armadio o nello stipetto del bagno un pacchetto di mascherine? Andrà a finire così. È inevitabile che noi, che dobbiamo occuparci della sanità pubblica, non possiamo pensare di smantellare 825 terapie intensive, metterle su un camion e mandarle sul magazzino, magari che mangiare il pantegane, cioè non esiste. Le teniamo invece sempre installate. Io ho un'idea, ovviamente dobbiamo toglierle dalle sale operatorie perché devono operare, devono fare altro. Ho un'idea però che se anche uno viene ricoverato per una mal di denti, non gli dà fastidio se c'è il monitor della terapia intensiva e il respiratore, perché basta il letto e il medico che lo cura. Quindi dovremmo anche abituarci a avere dei letti, che avremo sempre letti sempre più di alta specialità, perché noi terapie intensive e semi-intensive smantelleremo il minimo necessario per dare funzionalità all'attività ordinaria degli ospedali. Però insomma abbiate pazienza rispetto a ospedali dei quali si parla, che sono Dolo, Schiavonia, Sant'Orso, Vittorio Veneto, da dopo ovviamente e anche gli altri ovviamente, Villafranca, quello che è, dopo la pausa pasquale cominceremo a dare le prime indicazioni. Ciò non toglie che abbiamo ancora praticamente 2000 persone in ospedale, che abbiamo ancora quasi 300 persone in terapia intensiva, più tutte quelle in semi-intensiva, e quindi ragazzi io vedo che c'è euforia in giro, però calma, perché vi ricordo che sono 4 mesi che non piove, se piove si abbasseranno le temperature e il contesto per il virus diventa anche più, come si può dire, più familiare. Quindi queste temperature ci stanno sicuramente aiutando, però è fondamentale dire ai cittadini che non abbassino la guardia, è fondamentale dire ai cittadini che non abbassino la guardia. Ai ragazzi cosa dico? Siccome mi hanno tempestato di messaggi, se ci sarà un'uscita graduale non si discute sul fatto che i ragazzi devono uscire per primi, questo è poco. Se ci sarà un'uscita graduale non si discute, i ragazzi peraltro oltre meritano comunque un premio, sono stati eccezionali, devono ancora resistere, perché finché resistono i ragazzi resiste la comunità,
Finché resistono i ragazzi devono resistere. Ciao, tanti mi scrivono, ma Moroso è un mese che non lo vedo. Recupererete, nel senso che adesso è fondamentale che restiate a casa. Restare a casa, peraltro devo dire, ringraziare il mondo della scuola, perché anche i ragazzi me lo dicono, fanno sessioni di 5-6 ore al giorno di lezione. Quindi questo smart working, come si definisce, sta diventando realtà. Noi non saremo più quelli di prima, no? Usciremo da questa tragedia e sicuramente molte videoconferenze si faranno. Pensate, quella che faccio io con i colleghi presidenti mi è sempre stata proibita, a me è stata proibita, perché si dice che non si può fare in videoconferenza, dobbiamo andare a Roma. Ma andiamo a Roma perché spende Skype a niente. Cioè, facciamo la videoconferenza, è funzionale, ormai abbiamo il mondo digitale che ci aiuta e vedete anche voi, insomma, basta guardare. Avete le telecamere sempre più piccole, una volta venivate col camioncino per portare la telecamera, cioè il digitale ci sta aiutando, quindi il lavoro smart, lo smart working come si dice, cioè il lavoro sempre più aiutato dal mondo digitale diventerà una realtà. Io spero sempre di avervi fisicamente le conferenze stampa, però anche voi vedete come si agevola molto il lavoro con questo mondo digitale. Domande ragazzi? Presidente, a proposito di case di riposo, che è un argomento del giorno, no? Volevo sapere se è possibile intanto ricapitolare il numero delle vittime, perché prima non ho capito. 6,95 totale, ma dopo vediamo il bollettino. Guarda. Ce l'hai il bollettino? Filippo? No. Sì, cioè, Allora, oggi evidentemente abbiamo dei problemi, non capisco come mai, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, anche perché comunque molti punti li ha già toccati il governatore Luca Zaia, tra questi vediamo se riusciamo a tornare in collegamento con la sala operativa di Marghera. Accidenti, vabbè, vediamo, facciamoglielo sapere che oggi abbiamo problemi, grazie Andre. I 27.781 che hanno donato al conto corrente della Regione Veneto, e se possiamo lo mostriamo ancora una volta, anche perché è un iter complicato, quindi lo lasciamo qualche secondo. Ha ricordato, grazie Andrea, come sono 153.000 più i tamponi, ha ricordato come questo macchinario, adesso abbiamo chiesto, ve lo posso dire anche in diretta, al professor Crisanti se ci invia una foto di questo macchinario in grado di processare oltre 7.000 tamponi ogni giorno, e che, altra cosa che ha ribadito, come non saranno disarmate, questo è il termine che ha utilizzato Zaia, le terapie intensive, cioè non saranno disinstallate. Torniamo da Zaia. Cioè, il mood è sempre quello con i direttori. Prego, scusami Filippo. No, mi pare che uno dei temi del giorno sia quello di questa manovra economica annunciata dal Premier Conte, questa iniezione di risorse di 400 miliardi a garanzia delle imprese. Sì, guarda, io adesso staremo a vedere il provvedimento, cioè dobbiamo arrivare ai livelli in proporzione della Germania ed essere efficienti come la Germania. La Germania, cioè adesso siamo tempestati dai video di imprenditori tedeschi che dicono mi sono già arrivati 15.000 euro in conto, 9.000 euro in conto, vabbè. Io penso che noi non possiamo essere i parenti poveri dell'Europa, ve l'ho sempre detto. L'Europa, mi domando dov'è l'Europa? Noi siamo contribuenti netti con l'Europa, cioè diamo più soldi di quelli che ci restituiscono. Dall'altro dico una cosa, e sarà una delle cose che chiederò quando vedrò il provvedimento, dico che bene aiutare le aziende, però bisogna inserire una clausola obbligatoria, cioè bisogna che paghino i conti, bisogna che paghino le fatture ai fornitori, paghino i lavoratori, bisogna avere la garanzia che i lavoratori e fornitori siano pagati. Guardate che il vero problema di questo 2 mesi ormai è che tutti avanzano soldi da tutti, cioè non è che puoi far ripartire un'economia così. E allora, se il finanziamento è legato al fatto che devi essere diligente e rispettoso nei pagamenti, se no ti viene revocato il finanziamento, ha un senso, ma c'è anche il rischio se no di andare a dar soldi a qualcuno che poi non paghi i conti.
Siccome qui ovviamente giustamente se ne va il tema delle garanzie, tutto questo tema, cioè c'è un ombrello diciamo che copre un po' tutto, capite che sotto quell'ombrello c'è di tutto. Le imprese vanno aiutate, non si discute su questo, però ci deve essere una garanzia che si pagano le fatture. Non sto dicendo che abbiamo a che fare con dei poco di buono, attenzione, però siccome ci arrivano tante segnalazioni di piccoli artigiani, di qualche grossa industria che dice ma sai che ho dei clienti che non pagano, perché con la coronavirus adesso ormai va di moda che se vedremo faremo. Lo dico nell'interesse anche delle imprese, perché quando non paghi qualcuno vuol dire che non paghi l'impresa. I lavoratori magari hanno più tutele e quindi è più difficile non pagarli, però dico anche i lavoratori comunque, non si discute su questo. Cioè bisogna rispettare i pagamenti, perché l'intervento, se è così come si immagina, se è vero che ci sarà una dilazione in 6-7 anni o quello che è un intervento sicuramente importante, va dato con delle garanzie. E le garanzie sono, per me minimale è questa, il resto dopo i nostri sono bravi, cioè, sono imprenditori seri, però guardate ho tante aziende, fate una prova, tanti imprenditori mi dicono guarda che si è innescata congiuntura, come si dice, questa congiuntura astrale negativa per cui ormai nessuno paga nessuno, cioè non va bene così. Oppure c'è lo sconto d'ufficio delle fatture, ti pago il 40%, ti pago il 50%, dice mia fabbrica tieni aperta come? Prego. Ma come si fa a trovare una roba del genere? Semplicemente mettendola nel provvedimento dicendo che viene erogato e viene mantenuto il finanziamento a coloro che pagano. Su denuncia di chi non riceve i soldi praticamente. Certo, ma sai, quando sia stato fatto il provvedimento del pagamento entro 60 giorni, no? Noi ad esempio come a Regione abbiamo i termini, no? Cioè, li rispetti, se no ti salta tutto. Cioè, è così, ma anche per le imprese, cioè, si sono fatti molti provvedimenti negli anni in questo senso. In questo frangente penso sia doveroso. Se posso, Presidente, prego. Parlando sempre di aiuti, sembra che, gliel'avevo già chiesto in passato, so che lei è favorevole, sembra che il governo non senta invece il tema di aiuti alle televisioni locali e alla stampa locale. Ma guarda, noi stiamo spingendo e lavorando per questo, visto e considerato che non è che si sta facendo una marchetta alle tv private, si sta semplicemente garantendo il pluralismo e penso che sia fondamentale riconoscere il lavoro di tutti voi, dalla RAI a tutte le tv private, insomma a quelle in generale, senza citarle tutte, a voi che siete qui in particolar modo, dico che voi avete fatto un'opera di protezione civile, chi ve lo fa fare star qua con le dirette tutti i giorni, potevate anche portarvi a casa qualche servizio preconfezionato e via. Penso che questo è un lavoro davvero. Ma guardate, i colleghi presidenti sono tutti d'accordo con me su questo. Penso, io ne ho parlato sia con il Presidente del Consiglio che con il Ministro Boccia di questa partita. Penso che sia doveroso riconoscere questo. Cioè, non è che stiamo parlando di Antena 3 piuttosto che di Telenuovo o di come si chiama? Telemanduria? No. Telenorba, scusa. Telenorba o altre televisioni, stiamo parlando di tutti, non è un intervento ad hoc su uno, ci stiamo parlando di tutti, sono tutti lavoratori, ci sono tanti giornalisti coinvolti, insomma c'è un mondo. Presidente, cambio argomento e poi cedo la parola ai colleghi. È notizia di queste ore dell'approvazione da parte dell'Agenzia del Farmaco, però per uso compassionevole del, scusate se storpio il nome difficile, del Ruxolitinib. Anche noi in Veneto utilizzeremo questo farmaco, è un farmaco proprio utilizzato per chi non te lo so dire, abbiamo talmente tanti protocolli ormai aperti che lo dobbiamo verificare. Sappiate che noi tutto quello che si può sperimentare lo stiamo sperimentando. Chiederemo anche di avere una sperimentazione, se ce la concedono, con l'ozonoterapia e quindi con l'utilizzo di ozono, sembra funzioni. E il Friuli dice di aver fatto delle prove, adesso vediamo se AIFA autorizzerà, e gli Stati Uniti si dice che utilizzino l'ozono, quindi è una molecola di ossigeno ancora più performante. Stiamo a vedere. Grazie Presidente. Prego. Presidente, per quello che riguarda la fase 2 degli ospedali, quindi l'alleggerimento, in particolare per Schiavonia, volevo chiederle se si possono già dare delle indicazioni. Oggi ci sarà la conferenza dei sindaci dell'ULSS 6 Uganea e anche se è prevista una visita domani a mezzogiorno, se ci sarà anche lei. Dove?
all'ospedale di Schiavonia. No, non so niente. Ma a parte questo, cioè, guardate... È una visita programmata alla terapia intensiva. Ah, la terapia intensiva. No, ci andate voi, siete già troppi voi, figuratevi se ci vengo anch'io. A che ora è che ci andate? A mezzogiorno. A mezzogiorno, sì. Bene. No, le chiedevo appunto se... Chi è che ha fissato sto orario? No, questa sera c'è una conferenza. No, lo dico perché a mezzogiorno negli ospedali c'è tutta un'attività che sono quelle dei pasti e robe, cioè io andrei a un altro... Ma lì non farà praticamente vergine. Sì, ho capito, però non so adesso sinceramente. Fate magari anticipare un po' l'orario. Cioè. Devo dire. Comunque dopo Pasqua lei diceva che ci saranno dei numeri più precisi per capire quando cominciare. Dobbiamo vedere i dati epidemiologici, come sta andando tutto il tema sanitario, e dopodiché, come abbiamo sempre detto, a me spiace che qualcuno si organizzi per fare, cioè con la contraerea quando forse qualcuno non ha capito di cosa stiamo parlando. Cioè, vi ho mai detto che gli ospedali Covid verranno tolti ai cittadini, e se cominciassimo ad allentare ad aprile, sono 2 mesi di sottrazione dell'ospedale, ma stiamo parlando anche di aver curato 3.000 persone ad oggi, con quasi 700 morti. Cioè, forse è come in guerra, senti no, l'ospedale non devi utilizzare per curare i feriti, perché noi dobbiamo ancora continuare con le nostre robe. Tutti hanno diritto. E tanto è vero che noi comunque come attività ordinaria riusciamo ancora a garantire 9.000 persone al giorno, oltre le 2.000 ricoverate di Covid. Altro? Altre domande? Sulla riapertura delle aziende, Presidente. Allora, stamattina ho avuto l'occasione di sentire anche i sindacati. C'è Maretta, ci sono dei lavoratori in sciopero su alcune aziende che hanno aperto con il silenzio assenso praticamente. Ecco, sta cosa qui lei si è sempre detto sicuro che all'interno delle aziende si entra solo se... Sì, noi continuiamo a controllare, fra l'altro. Però avete mezzi che sono limitati, quelli di Spisa, rispetto al numero delle riaperture. Allora, c'è stato un via libera troppo generalizzato a suo parere oppure... Ma no, guarda, c'è un peccato originale, l'abbiamo detto dal primo giorno, guardate, ma non è contestazione, siccome me l'avete chiesto, vi ho sempre detto, cioè la modalità silenzio assenso e richiesta deroga è inevitabile che dia la stura a un sacco di aperture. Oggettivamente in strada c'è gente, e è comparsa da ieri, quindi vuol dire che rappresenta un sacco di deroghe in silenzio assenso. Probabilmente quello strumento della deroga in silenzio assenso è stato un po' un boomerang, no? Per chi vuole azioni di contenimento. Quanto alle aziende, io tifo perché si apra il prima possibile, però vi ricordo sempre, primo, che la competenza è del governo, non è nostra. Seconda, che bisogna essere anche persone per bene davanti a un'epidemia, una pandemia come questa, nel dire che ci vuole l'avallo della comunità scientifica, cioè non è che tu puoi aprire così perché va di moda dire che si apre. Considerate che io sono per aprire, se c'è un minimo spiraglio va seguito, però questa è la situazione. Ma c'è il rischio che aperture generalizzate o sempre legate al silenzio assenso possano fare mettere in rischio la procedura? Secondo me sì, nel senso che tutto quello che è procedura non regolamentata nei dispositivi, nelle misure, nelle proporzioni e tutto quello che sapete, è una procedura che porta ad assembramento che può mettere a repentaglio, cioè io non ce l'ho con le imprese, con i lavoratori, vi dico semplicemente che spero e auspico che ci siano almeno tutti i dispositivi e distanze di sicurezza. E il punto sui test anticorpali che appunto su cui si mette molta fiducia, insomma. Ma guardate, il professor Plebani e il professor Lippi stanno lavorando, che sono i 2 estensori della proposta della ricerca scientifica. Si è messo in rete anche Treviso col dottor Rigoli e questa mattina abbiamo parlato anche con Pavesi di Vicenza, che anche lui ha ancora 500 test che può fare, quindi di fatto diventa un network di sperimentazione. C'è assolutamente... voi avete visto, poi è inutile che vi stia qui a parlare dello Veneto nello specifico, vedete le testate nazionali e le testate straniere ormai parlano tutte del test sierologico. C'è chi dice che non è validato, però è pur vero che lo dicevano anche dei tamponi quando si è iniziato a parlare dei tamponi. Cioè,
noi guardiamo e ascoltiamo la comunità scientifica, ci dicono e ce l'hanno scritto nero su bianco, che credono a questa partita. È pur vero che la comunità scientifica ci dice anche che se non vale il principio del test anticorpale, quindi sierologico, non vale neanche il principio del vaccino, perché il vaccino si basa sulla ricerca di anticorpi neutralizzanti. Quindi delle due l'una, se crediamo che funzioni, ci debba essere un vaccino, bisogna che crediamo al test sierologico, che è la base per arrivare al vaccino. Ma temporalmente quando inizia la... Ha già iniziato? No, sì, sono già, ho sentito anche ieri mattina il professor Plebani, ci siamo messaggiati stamattina alle 6 penso, sì, potevo messaggiare anche molto prima, non avevo dormito niente, e dico che funziona. Addirittura ho scoperto stanotte che gli annunci cambiano a seconda degli orari, nel senso che tu vedi un annuncio alle 2, alle 4 non c'è più. Molto probabilmente fanno anche il refresh nei siti, e quindi così, bene, a notte porta consiglio. Tu si insiste sul discorso del lavoro, che secondo me è fondamentale. Ah no, è cardine. Se i lavoratori si fermano, come sta succedendo in qualche fabbrica, possono ovviamente andare incontro a delle sanzioni. Questa cosa qua, cioè, come deve comportarsi un lavoratore che non sente rispettato il suo diritto alla sicurezza? Allora, se un lavoratore pensa di aver lesi i suoi diritti, ha gli strumenti per denunciare questa lesione, no? Primo. 2, io invito le prefetture a prendere in mano questa roba, ma l'invito non in maniera, in questo momento non bisogna fare cose repressive, però bisogna comunque cercare di avere un minimo di buon senso e affrontare questo tema. È vero che ce lo trasciniamo fino a venerdì, perché da sabato poi inizia il weekend pasquale e poi ci sarà un nuovo DPCM che probabilmente avremo già in mano venerdì. C'è voci che girano, però dico anche che questa è una partita ormai che il decreto l'ha lasciata tutta in mano alle prefetture, è giusto che i prefetti si coordinino tra di loro. No, perché io vedo la repressione di chi va in giro è molto forte, ci sono i droni, c'è i carabinieri, la polizia che ti arrivano se fai assembramenti eccetera, ma su questo tema è un vulnus del decreto, ma è chiaro, no? Ma guarda, se tu ci vai a vedere, c'è un po' tutti i commentatori, ma anche del governo, anche io ho visto anche posizioni assolutamente in linea, cioè molti hanno intravisto questa difficoltà, ma non per la gestione delle prefetture. Guardate, non vengo qua a far polemica, cioè le prefetture sono in grado di gestirle queste robe, ma per il fatto che si è creato questo strumento della deroga col silenzio assenso che dà la stura, cioè diciamo che un ristorante, facciamo un esempio stupido, no? Una pizzeria potrebbe dire che fornisce i pasti agli infermieri a un ospedale, e con l'ottica del silenzio assenso potremmo ritrovarcela aperta. Allora tu mi dici, c'è il rischio? Beh, mi sembra logico, no? Cioè, in questo momento sì, dopodiché apriranno con tutte le regole che verranno decise, però in questo momento insomma qualche rischio c'è, se non ci sono soprattutto i dispositivi. Presidente, però da una parte capisco l'economia fondamentale ripartire, però lei ci ha sempre detto ascoltiamo gli scienziati, e proprio Crisanti dice di non fare l'errore, come ha sottolineato più volte lei, della Cina, quindi una ripartenza ma nel momento in cui si è effettivamente sicuri. Ma guarda, io penso una cosa, che ci vogliono gli scienziati che giustamente esprimono le considerazioni, come fa il professor Crisanti, come fanno altri professori, e poi ci voglia anche l'equilibrio, perché noi che governiamo siamo chiamati poi a trovare delle soluzioni. Vi ho fatto l'esempio stupido, ve lo ripeto, dell'auto base o full optional. Tutti siamo d'accordo che la full optional è quella che va meglio, ma se non hai soldi per comprartela vai in una versione diciamo più morigerata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'ideale è l'ideale, poi c'è anche, come si può dire, la vita, no? Cioè l'ideale sarebbe stato far trincerare tutti in casa, aver fatto come a Wuhan, dove c'era un capo condominio che ti dava gli orari per uscire, uno solo, per andare a fare la spesa un giorno alla settimana, però questo capite che diventa una roba, posso dire, siamo agli estremi. Allora, siccome abbiamo anche una buona sanità, un buon servizio di prevenzione, penso che con un equilibrio riusciamo a trovarlo. Grazie. Prego. Colleghi, io darei un attimo la parola. Il governatore fa spesso i complimenti appunto ai giovani per la loro forza e determinazione
però anche gli anziani, poveretti, chiusi in casa, depressi, che non vedono una fine, anche per loro è... Ma siamo assolutamente d'accordo che tutti quelli che rispettano le regole vanno ringraziati. Io faccio l'esempio dei giovani perché è più facile tenere un cavallo anziano alla corda, al capezzone, che un puledro. Il puledro salta sempre, e allora capite che i giovani veramente hanno un'energia da paura e riescono a contenere questa energia restando comunque a casa. Guardate che sono bravi. E gli anziani sì, ma gli anziani vivono anche il dramma del ricongiungimento familiare, no? Che sono isolati con un modello sociale che non è più quello di una volta, dove il figlio abitava sulla stessa casa, per cui hanno figli magari a 500 metri che non possono vederli, però è anche vero che abbiamo i telefonini e insomma abbiamo tanti strumenti. Scusate colleghi, io prego il dovere di dare un attimo la parola ai colleghi che non possono essere qua. Cominciamo subito con Alda Vantani. Buongiorno. Il governo ha deciso che il rinvio delle elezioni dipendesse da lei quando le convocherebbe. Ma guardate, nel limite del possibile, rispettando anche il tema sanitario, io penso che sia fondamentale farle prima possibile. 2. Sento discorsi novembre, dicembre, io vorrei ricordare che è una follia, ma una follia, guardate, forse sono l'unico che parla così perché tutti dicono cavoli, vi allungano il mandato gratis. No, io invece dico, sostengo il contrario, farle in autunno vuol dire non prendere in seria considerazione che ci sarà comunque una recrudescenza del coronavirus, rischiamo di non farle più, cioè bisogna comunque star fuori dalla fase autunnale, perché se arriva presto, e sappiamo che le previsioni sono che comunque ci sarà un ritorno, perché poi pian piano negli anni sarà la nostra influenza, che ovviamente avrà un vaccino, avrà tutte le sue storie e troverà ormai una popolazione che avrà l'immunità di gregge famosa, no? Io trovo sbagliatissimo pensare a una sessione autunnale o addirittura invernale. Vi ricordo che la finestra per le amministrative oggi va dal 15 ottobre al 15 dicembre. La legge prevede che la consultazione autunnale di quelli che si prendono, diciamo, fuori giro, magari comuni che decadono eccetera, è lì. Noi come possiamo fare una convocazione in dissonanza con le amministrative? Dobbiamo fare l'election day, mi sembra logico, no? Come regioni, anche se potremmo fare, diciamo, all'interno di una finestra una scelta diversa. Guarda, io pensare che si possa andare a votare a dicembre, a novembre, a ottobre, dico solo dal punto di vista sanitario la vedo, spero che anche il ministro Speranza dica la sua su sta roba. Seconda domanda della Vanzan, è una segnalazione che arriva dagli operatori. Quando gli ospedali saranno aperti, pensate di mettere dei divisori negli sportelli CUP per le prenotazioni di visite ed esami? Beh sì, guardate, stiamo già ragionando tutta una serie di modifiche un po' dappertutto, è un mondo che cambia. Pensate che gli architetti dicono che ci saranno modifiche anche del modo di progettare, ma io ci credo a questo, no? Pensate a te, ma non so, io immagino, sono stato in Finlandia anni fa e nelle case non entri con le scarpe, ti togli le scarpe all'ingresso, che c'è un ingresso, e poi cammini scalzo. Ma in qualsiasi occasione, anche una cena ufficiale, scalza. E questa è una regola di genere, no? In Giappone stessa roba. Allora, ma non sto dicendo che dobbiamo toglierci le scarpe, sto dicendo che in base alle abitudini che avremo modificheremo non solo gli ospedali e le aree di accettazione o di triage o quant'altro, ma anche quello che sono poi il nostro modo di vivere nelle case. Sarà sempre più distinta l'area dello sporco dal pulito. Oggi c'è più commistione, sono due termini tecnici, però andremo verso un'area sempre più asettica, con una invece che potrebbe essere, diciamo, meno asettica. Domenico Basso, lei sta parlando da alcuni giorni di graduale riaperture, non è che si rischia di creare eccessive aspettative, il pericolo è sempre dietro l'angolo, non è che rischiamo di prendere gol dal virus in zona Cesarini? No, ma ha ragione, tanto è vero che ogni volta dico guardate, ci vuole supporto scientifico e soprattutto attenzione, l'ho detto penso in tempi non sospetti, ve l'ho detto penso 10 volte, può essere che un giorno arrivo col bollettino e dico più 30 in terapia intensiva, il virus è così. Il virus oggi ti vede camminare per la piazza e domani ti ritrovi con la mascherina dell'ossigeno in ospedale. Nicolussi Moro,
sarebbe interessata a più particolare sul piano di ritorno alla normalità dei Covid hospital. Ma no, ad ora non c'è, ci stiamo lavorando. È ovvio che torneranno gli ospedali di sempre, io spero anche nel breve. L'unica cosa che prevede il piano è da capire da che reparti si inizia. Io dico sempre si inizia dai punti nascita, mi sembra logico, dove c'erano, sì, non è che andiamo a aprirne dove non c'erano, e poi di conseguenza tutto quello che pian piano riusciamo ad aprire, dismettendo quello che dobbiamo dismettere, perché vi ricordo che abbiamo ancora 2000 pazienti dentro negli ospedali. Schiavonia ne è un esempio. Se non avessimo avuto Schiavonia, all'azienda ospedaliera sarebbe mancato un grande supporto, visto e considerato che la terapia intensiva ha sfornato un sacco di pazienti, di subintensiva, insomma Schiavonia è stato eccezionale come punto di riferimento per questo coronavirus. Una collega di un giornale scandinavo, credo, dice: come maturò in lei la decisione da solo di fare i tamponi a tutti contro le indicazioni dell'OMS? Ma guarda, questa roba qua si rincorre giorno dopo giorno. Vogliamo chiarirla una volta per tutte? Allora, noi abbiamo fatto, quando è stato detto che c'era la dichiarazione dell'emergenza nazionale molto prima dei contagiati, vi ricordo perché poi la memoria la rinnoviamo così, prima dei contagiati eravamo forse a gennaio ancora. 31 gennaio, quindi anzi è stato scritto subito un piano di sanità pubblica che prevede le task force provinciali e quella regionale. Cosa prevedeva sto piano? Che nel momento in cui ci fosse stato un contagio, anche solo uno, si sarebbe riunita la task force provinciale di quella provincia dove c'era il contagio e avrebbe subito messo in atto tutta una serie di azioni, tra le quali isolare i contagiati e tamponare i loro contatti. Chi ha scritto questo piano? La dottoressa Francesca Russo. È lei che è il capo dipartimento della prevenzione della sanità della regione del Veneto. Cioè scrive i piani di prevenzione. Quindi ha depositato il piano un mese prima, 2 mesi prima, quello che è, insomma sono piani che sono noti. È accaduto che il 21 febbraio scoppia il caso dei 2 contagiati a Vo, così non ve lo spiego più per l'infinito. Il 21 febbraio si riunisce subito, dopo mezz'ora, un'ora, la task force della provincia di Padova, dentro nei nostri uffici, alla Luz di Padova. Io ci vado subito, perché io nel frattempo comunque ho anche la responsabilità oltretutto della protezione civile. Lì alla riunione c'era un tavolo come questo, ci sono state una decina di persone, nostri dipendenti della sanità. Tra l'altro poi è arrivato anche il sindaco Giordani in una finestra a salutare. E in quell'occasione io ho deciso 3 cose. Perché dico io? Perché le ho decise contro le linee guida anche del nostro piano, peraltro. Il nostro piano prevedeva isola il contagio, tampone i contatti del contagio. Ho detto: guardate, non sappiamo nulla di questo virus, è la prima volta che ce lo troviamo davanti, mi metto nei panni di 3.000 cittadini di Vo che avranno tutti il terrore di capire cosa sta succedendo. Tamponiamo tutti i cittadini di Vo. Quella è una decisione mia e di nessun altro. Potete chiedere a chi volete. Tant'è vero che poi sono stato attaccato i giorni successivi. Vi ricordate? Non rispetta le regole, l'OMS non prevede questo. Questa è la vera storia. Io ho deciso i tamponi di Vo, nessun altro. Dopo Vo, a quel punto vi ricordate che dopo un po' di giorni va in quarantena, cioè viene perimetrato, dopo 3 o 4 giorni decidono di perimetrarlo, potremmo anche decidono di fare la prima quarantena della storia di un paese, noi e i 10 comuni dell'Odigiano. È la prima ordinanza che viene firmata da me e da Speranza, perché poi hanno sempre fatto i DPCM, allora si fece un'ordinanza e si crea famosa area rossa, una in Veneto e i 10 comuni. In quest'area rossa, questo avviene dopo 3 giorni dal contagio, quindi saremmo stati il 23 o il 24, al 10° giorno di quarantena, 11° giorno di quarantena, forse più 11° o forse anche 12°, cioè prima dello scadere delle 2 settimane, mi chiama il professor Crisanti, che io non conoscevo,
e mi dice: guardi, ho visto la vostra esperienza di Vo, ho visto che avete fatto 3.000 tamponi il primo giorno, le dico che secondo me è un dato scientifico che nessuno ha al mondo, perché nessuno ha l'aver circoscritto, tamponato in quarantena tutto un paese, nella quale, scusate, i tamponi di Vo, quelli che ho voluto io, ci hanno svelato subito un segreto, che avevamo 66 positivi asintomatici, anzi 11 poi li abbiamo portati in ospedale, ma ne avevamo scoperti altri 66, il che vuol dire che se non li trovavamo, questi continuavano comunque a girare tranquillamente, Vo sarebbe diventato una bomba di contagio. Detto questo, mi chiama il professor Crisanti, dopo fate tipo almeno dopo 15 giorni del caso Vo, mi dice: siccome siete gli ultimi giorni di quarantena, le propongo, se me lo finanzia, di fare un secondo giro di tamponi, e qui sono stati eccezionali i cittadini di Vo, e ringrazio tutti, anche il sindaco che si sono messi a disposizione, per vedere cosa è accaduto, e ne venne fuori, peraltro chiaramente, che i contagiati erano diventati 6. Questa è la storia di Vo e questa è la storia dei tamponi del Veneto. Adesso spero che nessuno me la richieda più, l'avete capita tutti, no? All'estero ancora non è chiarissimo. Sì, fra l'altro la Svezia insomma qualche problemino ce l'ha. Malamasi è l'ultima domanda che ho ricevuto. Più marchi della grande distribuzione interpellati dicono di non riuscire a vendere a breve le mascherine, sia perché sul mercato non se ne trovano, sia per i prezzi e soprattutto per quelle a maggior efficacia. Pensando che con le mascherine si dovrà convivere almeno un bel po' nella fase 2, secondo lei come si uscirà dal problema? Ma guardate, io ne parlo pressoché quasi tutti i giorni, è fondamentale. Allora, le mascherine, è bene che lo dica, e fra l'altro approfitto anche per un appello: mascherine se ne trovano, lo dico, noi operatori ne troviamo. La Regione del Veneto ne ha comprate 24 milioni e mezzo, cioè il magazzino di 6 mesi, vi abbiamo dato i dati perché è tutto ufficiale. Quindi il primo appello, lo dico ai tanti che ci chiamano ancora offrendoci mascherine: non ce ne servono, nel senso che abbiamo i fornitori già definiti, l'azienda Zero ha già fatto gli ordini e stanno arrivando, tanto è vero che ogni giorno ne consegniamo 230.000, 240.000 alle ULSS. Il tema qual è? Che avendo ancora in piedi la partita della confisca del carico, se non è destinato agli ospedali, alla sanità, il titolare di una catena di supermercati fatica non poco a riuscire ad andare a comprarsi un container di mascherine, un aereo di mascherine, per poi distribuirlo nei banchi dei supermercati, perché gli viene confiscato, quindi nessuno rischia. Quindi chiedo al governo, lo dico anche ufficialmente per la 1000ª volta, che tolga il tema della confisca, cioè che liberalizzi almeno le chirurgiche. Teniamoci le FFP2, c'è le FFP3, ma le chirurgiche via. Le chirurgiche, guardate, ce ne offrono, se provate online ve le comprate. Anzi, noi due siamo riusciti a comprarcele anche in piena emergenza. Ne abbiamo comprate quante? 30 mi sembra di ricordare. 30. E su Amazon. Ma no, l'abbiamo fatto per... qui 2 fornitori diversi, quindi l'abbiamo fatto anche per provare. E dall'altro dico che è fondamentale questo. Cioè noi dobbiamo mettere i cittadini nella condizione di potersele trovare al supermercato e nelle farmacie e a prezzi ovviamente abbordabili. Cioè, adesso io non so quanto le pagano i nostri, ma la mascherina mi dicevano che insomma verosimilmente per 40, 50, 55 centesimi la mascherina cinese che arriva a noi, che arrivava a noi. Per quanto riguarda la categoria degli offerenti, ho già fatto l'appello, cioè, al momento non ce ne servono. Per quanto riguarda delle nuove iniziative di produzione di mascherine, dico a tutti, perché molti ci mandano campioni, ci dicono, cioè noi non istruiamo pratiche per le mascherine, non possiamo occuparci delle pratiche, diciamo semplicemente l'assessore Bottacin può dare indicazioni, poi un imprenditore deve, avute le caratteristiche, deve cercare di organizzarsi. Però voglio ricordare, attenzione di far bene i conti, perché la chirurgica ha dei costi di vendita cinesi che sono inferiori ai costi di produzione veneti. Non sto difendendo la produzione, dico che se il governo non decide che questa è una produzione strategica che va aiutata, siamo sempre fuori mercato, cioè suicida. Io sono per aiutare, dire bene, decidiamo che dobbiamo avere una produzione di 100 milioni di mascherine al mese,
stabiliamo un contributo a mascherina di 20-30 centesimi e chi le produce sa che ha questo incentivo, basta. Io avrei una domanda sempre sui tamponi. Prima si diceva del fatto che si è accumulato un certo ritardo per il fatto che mancano i reagenti, perché noi stiamo ricevendo diverse telefonate di persone che sono in attesa dell'esito del secondo tampone, vale a dire sono in isolamento, hanno fatto il secondo e stanno aspettando e volevano sapere per appunto quando magari si smaltiranno. Guardate, il tema è uno solo, che i tamponi se ci fossero, e se ci fossero soprattutto i reagenti per processarli, non ci sarebbero questi problemi. Quindi, e siamo ancora la regione che è riuscita a farne di più, 155.000 come avete visto. Si sta correndo, adesso speriamo che questa macchina che si mette in funzione a Padova ci dia ossigeno, respiro, perché poi li portiamo lì a processare. Se non avessimo avuto il problema di reagenti che non danno a nessuno, cioè ne danno pochi, noi abbiamo una capacità, avremmo avuto una capacità di 20.000 tamponi al giorno. Adesso la stiamo recuperando a quei livelli, ma comprando una macchina, ce l'abbiamo comprata per rispondere a questa emergenza la macchina, cioè, questa è la storia vera, se no a noi non serviva un'altra macchina. Un dettaglio, Presidente, sulla donazione della Banca d'Italia che mi ha incuriosito, con che modalità è avvenuta? Ho parlato con Daniele Franco, peraltro un veneto, che è in Banca d'Italia, lo sapete, e ne abbiamo parlato, mi ha detto che Banca d'Italia aveva in animo di aiutare le regioni su questo fronte e ne abbiamo discusso, ho detto che noi dedichiamo ovviamente le risorse che arrivano da Banca d'Italia a coprire gli acquisti che abbiamo fatto, come lo facciamo per molti altri imprenditori, cioè imprenditori io ringrazierò per aver contribuito, l'acquisto, il suo corrispettivo ci ha permesso di provvedere all'acquisto di tot macchinari, abbiamo un listino prezzi per cui riusciamo anche a dare un'idea di cosa siamo riusciti a comprare. Io ho una cosa che devo dire solamente perché mi hanno chiesto i giardinieri, perché pare che stiano arrivando multe ai giardinieri. Ancora ne abbiamo parlato tante volte, so che lei ha parlato anche di ma guardate, allora guardate, io vi dico questo, c'è un parere, ho visto del prefetto di Verona che mi sembra dalla lettura, non so se te l'ho visto, sì, che faceva riferimento all'ordinanza prima, quindi ce l'aveva in mano, quindi faceva riferimento all'ordinanza e che dava l'ok per le attività. Io spero si uniformino, nel senso che poi chiedo sempre un po' di buonsenso, cioè ringrazio tutte le forze dell'ordine, però poi capite, sta partita qui finisce sabato, cioè non è che stiamo parlando di un programma da 8 anni. Cioè, questo non può essere un paese nel quale se cerchi di fare qualcosa ci sono sempre problemi, perché comunque abbiamo cercato di dare un minimo di respiro a quello che è il verde pubblico e il verde privato, sapendo che ci va una persona da sola, massimo 2, c'hanno le mascherine, insomma, lavorano all'aria aperta in campagna, cioè, se mettiamo in discussione anche sta roba qua, allora non so quante attività dovremmo mettere in discussione. C'è un'altra attività che diventerà necessaria nei prossimi giorni, visto anche questa sala è piena di zanzare, stanno arrivando le zanzare, quelle attività di disinfestazione di zanzare No, pensavo dopo il cavalletto e le zanzare che siamo proprio... No, sta diventando soprattutto in pianura una roba... potrebbe diventare, se non si fanno quelle operazioni, facevano i comuni una volta, ma adesso devono fare i privati. Disinfestazione, sì, ma ci sono dei programmi di disinfestazione, però guardate che il tema delle zanzare è un tema anche di questo clima subtropicale, no? Cioè vedete che condizioni abbiamo. Ma le imprese possono lavorare queste, sì? Beh, guardate, adesso vediamo di arrivare a sabato, domenica, vediamo cosa succede sul decreto. Perché sto già pensando che, guardate, ieri mi ha scritto un operatore, e dice, guarda, io devo mettere a posto il mio pezzo di spiaggia, lo faccio da solo, a mano, però siccome non si può andare in spiaggia, perché è un parco, mi becco la multa. Capite? Ma io sono il proprietario del bagno, me lo sto solo rastrellando, sistemando. Lì capite, a quei livelli lì è come pensare di riuscire ad arrivare col lago sull'ultimo capillare del corpo, è impossibile, spacchi il capillare, c'è bisogno che qualcuno dice fermiamo se ha vena più grossa e vedrai che il sangue arriva anche lì. Grazie ragazzi, buongiorno. Sì, all'assessore... La situazione delle case di riposo e poi eventualmente
Si considerato che l'assessore è preparatissima sulle case di riposo. Prego. Grazie, buongiorno. No, non lo so, infatti. Non ho capito. Siccome la domanda la ragazzina siccome la domanda adesso non esagerare, la ragazzina è un'offesa. Siccome la domanda l'hai fatta tu, se la ripeti così sì, assessore, a vantaggio di tutti. Ecco, siccome si parla tanto delle case di riposo, abbiamo visto, ecco, le vittime, i contagiati, hai qualche dato relativo all'andamento dei test, dei tamponi sugli ospiti e sul personale? Questa era la domanda. Allora io mi impegnerei per domani nel formularvi una tabella un po' fatta bene, anche divisa USL per USL con numero tamponi, numero positivi, operatori divisi per ospiti, e quindi insomma cerchiamo, perché me la stanno confezionando, perché non è semplice, perché poi dobbiamo chiedere ogni singola azienda, su ogni singola casa, la suddivisione casa di riposo, la suddivisione tra ospiti e operatori, però comunque quello che vi posso dire è che il programma sta andando avanti e dagli incontri, come diceva il Presidente, che facciamo ogni mattina con i direttori generali, e ormai da 10 giorni a sta parte il tema principale è quello delle strutture per anziani, delle case di riposo, vi assicuro che insomma ci hanno dato questo termine entro fine settimana, perché erano da ieri insomma 5-6 giorni, quindi io credo che entro la fine settimana, poi ci sarà qualche uso insomma che avrà un giorno in più, un giorno in meno, dovremmo finire di tamponare tutte le strutture. Quindi i numeri che citava prima il Presidente, insomma io credo che entro fine settimana, quindi nei 5-6 giorni, nei 6 giorni, 7 insomma da lunedì, da ieri, insomma dovremo chiudere questo programma e quindi avremo una fotografia di tutte le strutture, di tutta la suddivisione tra ospiti e operatori, e quindi con diciamo così il quadro generale. Io credo che siamo l'unica regione che avrà questo dato, perché non credo che altre regioni abbiano fatto un intervento di tamponi all'interno delle strutture per anziani con numeri come ne abbiamo noi, quindi insomma sarà un dato molto importante. Nel frattempo continuano tutte le operazioni che ci sono all'interno di queste strutture, nel momento in cui sono andati dentro, hanno fatto i tamponi, hanno già trovato nuclei positivi eccetera, la suddivisione, quindi l'isolamento tra i positivi e i negativi, cercando quindi di evitare qualsiasi tipo di contatto tra gli uni e gli altri, ma anche, prima il Presidente diceva, il discorso dello sporco, quindi della biancheria, quindi evitare dove possibile. Poi sappiamo che in alcune strutture vecchie, datate, non è sempre possibile, anche diciamo così, elementi di promiscuità di questo tipo. Sono iniziati ad andare già dalla settimana scorsa equip che sono state appunto costituite all'interno di ogni singola azienda, formate dal geriatra, l'infettivologo, il pneumologo, l'infermiere eccetera, all'interno delle strutture, per quindi dare supporto, assistenza, verifica da un punto di vista sanitario. Citiamo, perché l'ho visto, insomma, l'azienda USL Berica ha richiamato il primario infettivologo che era andato in pensione, quindi questo è uno di quelli in pensione che ritorna ed fa parte di questa equipe che va nel territorio all'interno delle case di riposo proprio per vedere la situazione. Sono operative, come dicevo ieri, da domenica mi sembra le USCA, che sono queste unità che sono state costituite nuove di supporto ai medici di medicina generale, determinate da decreto, dal DPCM e quant'altro. Un dato che avevo ieri sera e quindi Carlo eventualmente in giornata lo diamo, mi sembra che è stata fatta un avviso proprio per le USCA e hanno risposto finora 370, il dato di ieri sera era 370 persone, quindi insomma mi diceva ieri sera la dirigente delle cure primarie. E quindi anche in questo caso eventualmente vi forniamo il dato complessivo prima di sera, quindi hanno risposto, quindi le USCA che escono, e anche queste escono, vanno all'interno delle strutture per anziani, oltre che per andare a domicilio con le persone che sono a casa con sintomi a domicilio, e vi ricordo che abbiamo iniziato anche il trattamento farmacologico a domicilio, quando parliamo degli antimalarici, ma anche all'interno delle case di riposo. Quindi oggi questa è la situazione. Se posso dire, forse il fronte che almeno sento dai messaggi che mi arrivano, dalle segnalazioni che mi arrivano da
familiari piuttosto che da gestori, piuttosto che da sindaci. Il grande problema è quello del personale, nel senso che effettivamente, essendoci una buona parte del personale positivo, stanno andando molto in affanno. Qui allora, ripeto quello che ho già detto, tutte le aziende sanitarie hanno fatto dei bandi appositi per reclutare personale, sia all'interno dei propri ospedali, che su base volontaria vuole andare in queste strutture, sia esterno, e quindi per mettere in moto insomma anche queste procedure. Alcune strutture stanno mandando i propri infermieri all'interno delle case di riposo, quindi i propri OSS, i propri infermieri, e in più ci sono anche strutture che, tramite quel discorso che facevamo con la sanità privata, che stanno andando in supporto appunto all'interno di queste strutture. Stiamo cercando insomma in tutti questi modi di incrociare un po' le domande e le offerte, di cercare di mettere in contatto e quindi dare la massima assistenza anche su questo fronte. Vi ricordo che gli operatori del sistema sociosanitario che sono negativi ma che sono stati in contatto, vale la stessa regola per quanto riguarda i sanitari, questo l'avevamo scritto fin dall'inizio, nel senso che vengono controllati come i sanitari e possono tornare comunque all'interno di queste strutture. Ci sono stati segnalati casi anche di questo tipo e quindi adesso insomma verificheremo se sono stati fatti i tamponi di controllo, in modo che questi che non sono positivi ma sono negativi, ma erano dei contatti, erano stati in contatto con dei positivi, previa verifica come succede all'interno degli ospedali, possono comunque tornare all'interno ed operare. Assessore, se posso, buongiorno. Che risultato state ottenendo appunto dal farmaco a domicilio? Non ho oggi un resoconto per dirvi, eventualmente vediamo se nei prossimi giorni riusciamo ad avere un resoconto adesso questo. In attesa appunto dei dati, ma almeno un pochino la sensazione qual è? Qualcosa hai già detto, tra gli operatori mi pare di capire il livello di positività è molto elevato, insomma. No, allora è chiaro che questo qui credo che sia anche da un punto di vista statistico e matematico, più tamponi facciamo, se noi oggi andiamo a tamponare tutte le strutture, se mettiamo i 30.000 più i 25.000 stiamo parlando di circa più di 50.000 persone, sono tanti quanti sanitari, capite che ne troviamo di positivi, quindi aumentano, è normale insomma questa cosa qui, positivi. L'importante è che ci siano le operazioni di isolamento rispetto ai nuclei negativi che ci sono e anche ci siano poi tutte le protezioni per chiaramente gli operatori che sono all'interno e fanno assistenza, o quelli nuovi che vanno all'interno a fare assistenza, insomma ecco questo. Quindi vediamo insomma questi dati e cerchiamo poi di capire. Queste sono le azioni che noi oggi abbiamo messo in campo e ci auguriamo insomma che siano delle azioni anche che diano dei risultati. Non è un problema solo veneto, voi vedete, se vedete sui giornali, se vedete nelle trasmissioni, ormai il focus sulle strutture per anziani è un focus quotidiano, quindi è un problema non sicuramente solo nostro, ok, però io credo che con queste azioni insomma stiamo cercando di dare una risposta. Il ringraziamento chiaramente va poi a tutto questo mondo, che è un mondo molto variegato, insomma. C'è stato qualche trasferimento? Perché si diceva che laddove la logistica... Oggi è il 6 o il 7 oggi? Il 7, perfetto. Perché nell'ultimo piano, nel piano di salute pubblica, quello che abbiamo presentato la settimana scorsa, le aziende avevano il termine del 7, quindi oggi, per presentare le valutazioni di rischio su ogni singola struttura. Quindi io penso che da domani in poi, se ci sono dei trasferimenti, se ci sono delle strutture che diventano tra virgolette strutture residenziali, sociosanitarie Covid e altre no, lo vedremo dal piano che le aziende sanitarie, quindi le singole USL, dovevano appunto redigere entro il 7, quindi oggi è il 7, quindi da domani in poi vedremo anche un piano rispetto a questo. Io avevo sentito che c'erano già alcuni direttori generali che stavano già pensando però di attuare delle operazioni di questo tipo. Se ci sono domande ancora, l'assessore Bottacini a disposizione, mi pare che possiamo chiudere, grazie. No, per rispondere invece alla domanda che faceva, nel frattempo mi sono informato, anche da noi verrà utilizzato questo farmaco insomma, che AIFA ha dato, quindi parere positivo.
quindi domani chiediamo una tabella dell'assessore con un po' il quadro. Sì, volevo per domani riuscire ad avere una tabella complessiva divisa per ogni singola azienda, quindi con le 9 aziende, insomma, e con anche il numero di tamponi che finora abbiamo fatto all'interno delle strutture. Grazie. Va bene. Grazie a voi, noi ci vediamo. Allora, così Manuela Lanzarino, assessore regionale alla sanità, vedo che Bottacin si alza, non credo rilasci anche lui dichiarazioni, no, finisce così la conferenza stampa dalla sala operativa della protezione civile con molti temi, lo avete visto e sentito, e che riepilogheremo tra poco. Ma come premesso e promesso, ora insieme vivremo la cerimonia di ricordo di quanto è accaduto il 7 aprile del 1944, prima di tutto da Piazza dei Signori. Credo siamo già pronti a vedere il momento in cui pochi istanti fa era inevitabile, ma dovevamo garantire la diretta della conferenza stampa del governatore per seguire tutte le ultime novità. Dunque, ci colleghiamo con Piazza dei Signori, il sindaco Mario Conte da solo per questo momento di raccoglimento e i rintocchi della campana a ricordare le centinaia di vittime.
davvero toccante questa cerimonia nel silenzio più totale, con il sindaco Mario Conte al centro, l'avete visto, di questa inquadratura, guardare verso la torre, incrociare forse il suo sguardo a distanza con il prefetto, anche del prefetto Laganà. Tra poco sentiremo le parole nel ricordo del dramma vissuto nel 1944 dalla città di Treviso, con il bombardamento alleato che ha causato la morte di 1600 persone, la distruzione dell'80% della città. L'obiettivo era quello di distruggere i collegamenti ferroviari che potevano essere fondamentali. Come anticipato questa mattina, proprio perché era corretto fornire anche questa possibilità di partecipare ai residenti della città di Treviso, era giusto che noi fossimo lì, almeno tra i pochi che potevano assistere, come avete visto, il sindaco solo in quella piazza. E ora entriamo al Duomo per un messaggio da parte del vescovo di Treviso Michele Tomasi in questa giornata. Aprile, il mio primo 7 aprile a Treviso. Avrei celebrato la messa questa stamattina in chiesa votiva. L'ho celebrata nella cappella al Vescovado per tutte le vittime del bombardamento del 1944. Oggi pomeriggio ci sarebbe stata anche una messa di commemorazione per i 123 bambini che in quel bombardamento hanno perso la vita, e anche per questo farò un momento di preghiera privato. Una commemorazione è sempre un momento importante, soprattutto la commemorazione di un evento così drammatico come quello del bombardamento. Ho visto delle foto, ho letto delle testimonianze. Mi sembra difficile poter immaginare di vedere parte di questa cattedrale distrutti, magari di affacciarmi alla finestra del Vescovado e vedere la città in macerie, pensare di dover piangere tanti morti per la guerra. 1944, 5 anni prima, risuonavano le parole profetiche, ma inascoltate, di Papa Pio XII, che il 24 agosto nel suo radiomessaggio diceva quelle parole che ancora oggi risuonano: nulla è perduto con la pace, tutto può esserlo con la guerra. Le commemorazioni sono sempre importanti perché ci richiamano a ciò che ci accomuna, alla nostra storia comune, alle gioie e alle sofferenze che fanno di noi una comunità, un popolo. E forse in questi giorni adesso vediamo quanto abbiamo bisogno dei valori che cerchiamo, spesso faticosamente, di realizzare insieme. Abbiamo bisogno di responsabilità, di solidarietà, di impegno comune, di pace a tutti i livelli, perché anche da questa nostra situazione difficile non ne usciremo mai da soli. Dobbiamo unirci, dobbiamo discutere, dobbiamo portare idee, dobbiamo confrontarci, ma veramente per l'obiettivo del bene comune. E il ricordo dei defunti, il ricordo dei danni, dei drammi di così tanti anni fa non è una pagina antica di storia, ma è il richiamo alla radice di ciò che ci rende uniti. Era un venerdì santo, quel 7 aprile di tanti anni fa. Siamo in settimana santa anche noi oggi. Nel suo discorso in piazza San Pietro, da solo, di qualche venerdì fa, Papa Francesco
ci ha detto tra l'altro, nella sua croce siamo stati salvati per accogliere la speranza, abbracciare il Signore per abbracciare la speranza. Ecco la forza della fede che libera dalla paura e dà speranza. La croce è segno di sconfitta, è segno di amore, è strada verso la resurrezione, verso la vita. Che questo è un momento di ricordo, di preghiera, di rafforzamento dell'unità della nostra comunità, possa essere benedetto dal Signore, possa essere un momento di sosta per ricominciare insieme. Che Dio ci benedica tutti. Così Monsignor Michele Tomasi, Vescovo di Treviso. E adesso l'abbiamo intravista poco fa dalle finestre della Prefettura del Prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà. Ho ben vivo nella memoria il giorno della commemorazione degli eventi del 7 aprile 1944 che si è svolta l'anno scorso in una piazza dei Signori piena di gente ma soprattutto ricca di emozioni quasi palpabili. Quest'anno l'epidemia da coronavirus ci costringe ad una commemorazione silenziosa che non per questo però sarà meno coinvolgente e sentita. Gli eventi di queste settimane hanno inciso profondamente sulla nostra quotidianità e hanno modificato le nostre relazioni, il nostro modo di rapportarci. Tuttavia possono essere un'occasione preziosa per cercare di capire meglio come si viveva in tempo di guerra e di quante privazioni di carattere materiale ma anche di affetti fossero caratterizzate le esistenze dell'epoca. A cui si aggiunse poi quel terribile fatto del 7 aprile che colpì nel cuore Treviso e che provocò migliaia di morti, tra cui tantissimi bambini. E proprio ricordando quei fatti tragici, io voglio oggi rivolgere un pensiero a tutti coloro che sono impegnati nella lotta al coronavirus con la certezza che anche da questa dura prova il nostro Paese riuscirà ad emergere più forte e più coeso. Innanzitutto vorrei rivolgere un pensiero affettuoso a tutte le famiglie che in queste settimane hanno perso una persona cara in conseguenza del contagio. E un pensiero affettuoso e un augurio anche a tutti coloro che si sono ammalati e che sono ancora ricoverati negli ospedali. Un sentimento di gratitudine va poi a tutti coloro che quotidianamente sono in prima linea per cercare di limitare gli effetti del contagio. Mi riferisco ai medici, a tutto il personale sanitario, ai volontari, alle forze dell'ordine. Un ringraziamento va poi a tutti i sindaci, agli amministratori locali che con la loro collaborazione e con il loro contributo consentono di trovare sempre delle soluzioni per gestire una situazione di emergenza che oggettivamente è ricca di difficoltà. Un pensiero di vicinanza poi va a coloro che temono per il loro futuro, guardano con preoccupazione al futuro perché hanno perso il posto di lavoro. L'auspicio è che ci sia una ripartenza presto e che questa ripartenza riguardi tutti, nessuno escluso. E poi vorrei rivolgere un ringraziamento ai cittadini di Treviso e di tutta la Marca, perché hanno affrontato e stanno affrontando questa prova con grande spirito di collaborazione e accettando di buon grado quelle che sono le restrizioni imposte, senza peraltro perdere quello che è il grande senso di solidarietà per cui sono sempre contraddistinti. Così dunque, ed era inevitabile, come faremo tra poco anche con il tenore Francesco Grollo che canterà per ricordare, si esibirà per ricordare questo dramma vissuto da Treviso, per rendere omaggio a quanti combattono anche in prima linea in queste giornate invece del coronavirus, legare appunto i due avvenimenti anche per la battaglia che sta vivendo ancora in queste ore la città di Treviso. L'abbiamo visto poco fa, come altre città ovviamente nel nostro paese, non solo. L'abbiamo visto poco fa da solo durante la cerimonia in piazza il sindaco Mario Conte. Sentiamo il suo discorso alla città. Quel 7 aprile del 1944, racconta Marisa Guolo, le sirene di Monti avevano dato l'allarme diverse volte per i continui passaggi di formazioni aeree. Avevamo pranzato da poco e mio padre era uscito per primo per perlustrare il cielo.
La giornata limpidissima di primavera mostrava la campagna verde che si stendeva a perdita d'occhio. Avremmo avuto tutti voglia di immergerci nella bellezza della natura, dimenticando di essere in guerra, ma qualcosa fin dal mattino ci teneva in tensione. Correre ai ripari o aspettare ancora un po'? Eravamo tutti in strada, assieme a quelli che, come noi, non erano ancora sfollati, quando ci accorgemmo di 3 formazioni aeree verso sud che sembravano lontani stormi di uccelli. Un attimo dopo avvertimmo un rumore molto simile ad un terremoto e subito all'orizzonte si alzò a sud-est una nuvola nera. «Questa è Treviso», mormorò mio padre. Ben presto la nuvola si ingrandì, generando lampi di fuoco. Assistemmo da una platea lontana 20 chilometri ad un bombardamento mai visto. La distanza era tale da permetterci di guardare con un certo sangue freddo e al tempo stesso di partecipare emotivamente a quello che immaginavamo essere un disastro. In un primo momento credetti che fosse stata colpita la stazione o tutt'al più lo scalo merci ed egoisticamente pensai alla mia scuola interrotta. Ero a casa dal giorno prima per le vacanze pasquali e avrei dovuto sentirmi fortunata per lo scampato pericolo. Il pensiero allora corse a 2 mie compagne che abitavano vicino alla stazione, nel quartiere popolare destinato ai ferrovieri. Confidando nel rifugio sotto casa, non erano sfollate. La nume nera durò parecchio e nei giorni successivi ci arrivarono notizie. Non ricordo come passammo la Pasqua quell'anno, né Pasquetta. Avevo dentro di me solo il desiderio di rivedere la mia scuola e il mio collegio. Al martedì non seppi resistere. Erano finite le vacanze e probabilmente si riprendeva la scuola. Le linee ferroviarie erano interrotte, perciò presi la bicicletta e raggiunsi Treviso. E fu un dramma. Tutto era deserto. Il ritorno a casa fu duro. La feltrina mi sembrò un'ardua salita e le gambe mi sembravano di legno. Tristi pensieri mi accompagnarono lungo tutto il tragitto. Poi per alcuni giorni mi riposai le ossa e lo spirito, mentre la mia mente viaggiava su 2 binari, tra Montebelluna e Treviso, con gli interrogativi sulla scuola, i mezzi di trasporto, la possibilità di ricostruire la classe della mia scuola. Queste le parole di Marisa Guolo. Cari concittadini, avremmo voluto condividere con voi il momento di raccoglimento in Piazza dei Signori, sotto la torre, ascoltando come ogni anno i rintocchi della campana. Non abbiamo potuto farlo perché per la prima volta non possiamo riunirci per fronteggiare un nemico comune ed invisibile. Una situazione assolutamente inedita, con la quale abbiamo ormai imparato a convivere, ma che ci sta togliendo anche i momenti e le cerimonie più importanti, come questa giornata che ricorda il bombardamento che nel 1944 rase al suolo la nostra città. Conviviamo con queste restrizioni per allontanare un virus che ha cambiato le nostre abitudini, che ha profondamente ridimensionato la percezione del calore umano e della vicinanza, mostrandoci queste nostre abitudini sociali così lontane e addirittura pericolose. Il bombardamento della città di Treviso provocò 1600 vittime. In questi giorni in cui passiamo dal leggere freddi bollettini alle immagini strazianti dei mezzi dell'esercito che trasportano bare, abbiamo capito, più che in altre occasioni, che i numeri hanno un peso e che la vita non può essere ridotta a una casellina fra tutte le altre. Allora ci furono 1600 vittime, più di 120 fra neonati e bambini a Treviso. Purtroppo in questo mese e mezzo ne abbiamo contate più di 60 nel nostro ospedale, il Caffoncello, e più di 120 nella Marca trevigiana. Oltre alla sofferenza per la perdita dei propri cari, i trevigiani oggi come allora, uomini, donne, bambini, famiglie, studenti, imprenditori, operai, liberi professionisti, dipendenti pubblici, impiegati, addetti, collaboratori, devono far fronte ad enormi problematiche di tipo economico. Treviso, dopo il bombardamento del 1944, fu ricostruita in 10 anni. Le nuove Piazza Borsa, Via Toniolo, Largo Totila, Piazza Pio X
Convivevano con le sopravvissute via Manin, via Ortazzo, Santa Caterina e Madonna Granda, che era stata colpita il 14 maggio del 1944. La parete del Palazzo di Trecento venne ricostruita, tirata su, scrivono gli storici, nel 1948 e oggi è uno dei simboli della rinascita. Si diede un tetto ai cittadini, si pensò allo sviluppo, a vivere e non a sopravvivere. Arrivarono servizi, industrie, strade. Nel 1956 Treviso era una città rinnovata, nella quale convivevano i ricordi e le innovazioni, le ferite, le cicatrici e anche i risultati di una strepitosa e ritrovata vitalità. Nel 1956 il sindaco dell'epoca, Alessandro Tronconi, inviò una relazione a Roma. Treviso era di nuovo una città operosa, produttiva e ridente, e così sarebbe stato anche negli anni a venire. Noi fortunatamente non dobbiamo ricostruire palazzi. C'è chi in questo mese ha perso tutto e vede nelle serrande abbassate le macerie di anni di sacrifici. Ci sono imprenditori che temono il fallimento, partite IVA e tanti professionisti che ora faticano a mettere insieme una cifra per soddisfare un fabbisogno minimo, per un affitto o per lo stipendio di un dipendente. Dobbiamo però ripartire, aiutando e aiutandoci. I nostri nonni, i nostri padri lo hanno fatto da muri sventrati, da fratelli, sorelle, figli e amici di una vita caduti sotto le bombe. Noi possiamo e dobbiamo farlo, fra mille difficoltà, con solidarietà e responsabilità, ripartendo dalla nostra gente, dai nostri negozi, dalle nostre attività e dai nostri prodotti, dall'arte e dalla bellezza. Non dobbiamo aspettarci e tantomeno dobbiamo cercare vie brevi e scorciatoie. Le istituzioni però faranno di tutto perché questo processo di rilancio sia breve, perché ciò che ora è timore un giorno diventi un'opportunità. Treviso sarà sicuramente diversa, ma sarà se stessa. Iniziamo, come diceva San Francesco d'Assisi, a fare ciò che è necessario e poi ciò che è possibile. Ci ritroveremo a fare l'impossibile. Noi trevigiani sappiamo che tutto ciò può accadere. Chiudo ringraziando chi non si è mai fermato per salvare vite, chi si è fermato restando a casa per salvarne altrettante, chi ha lavorato per garantirci il pane, la pasta, uffici e ospedali puliti. Ringrazio chi non si è mai perso d'animo, i volontari, la protezione civile, le forze dell'ordine. Ringrazio tutti e fra questi anche il prefetto Laganà, il vescovo Michele e il tenore Grollo per la partecipazione. Lo farò sempre, anche dopo la fine di questa emergenza, perché questo senso di comunità ci permetterà di ripartire con la sicurezza di farcela. Viva l'Italia, viva il Veneto, viva Treviso. E di questa immensa comunità di Treviso, del Veneto, del Nord-Est, facciamo parte anche noi. Era giusto appunto oggi esserci e fornirvi in diretta questa celebrazione alla quale nessuno di noi di fatto poteva partecipare. Come anticipato dal Sindaco, impreziosito ulteriormente anche dalla presenza e dalla voce del tenore trevigiano Francesco Grollo, ci spostiamo adesso alla chiesa di San Francesco. Il primo brano è dedicato proprio alle vittime del 7 aprile del 44 ed è l'Ave Maria di Gounod. Grazie.
Straordinario, allora colleghiamoci con il maestro Grollo, grazie, buongiorno, grazie per essere con noi e partecipare a questa cerimonia. Maestro, il primo brano dedicato, come ci ha fatto sapere ovviamente, alle vittime del 7 aprile, il prossimo? Il prossimo è dedicato alle vittime di questa terribile epidemia, dedicato naturalmente anche alle loro famiglie, la forza che ci darà il Padre Eterno. Perciò cantiamo e preghiamo tutti insieme con questo Pater Noster, tra l'altro dalla chiesa che mi è molto cara, da San Francesco, che è il santo protettore d'Italia, Pater Noster. Grazie maestro, grazie. Allora sentiamo. Grazie a voi. E così dunque anche l'esibizione del secondo brano, il Pater Noster. Eccoci maestro, possiamo ricollegarci con lei allora e prepariamo il secondo brano, poi un paio di domande anche per lei, come vive questo periodo personalmente, Certo. Mi piacerebbe parlare un po' anche con lei. Prego intanto presenti pure il terzo brano. Certo. Il terzo brano è un brano di ringraziamento per la gloria immensa dell'Altissimo, ma un ringraziamento è un canto di speranza che vuole andare anche verso una speranza per il nostro futuro e un ringraziamento a tutti gli operatori, a tutti quelli che si stanno dedicando agli altri in questo momento così difficile. Gratias agimus tibi, dalla Messa di Gloria di Giacomo Puccini. Grazie maestro, allora sentiamo appunto anche questo ultimo suo brano mentre si prepara e giustamente la parola speranza che lei ha voluto ricordare in un momento in cui uniamo la cerimonia del 7 aprile, il dramma vissuto da Treviso, a questo nuovo dramma che tutti noi stiamo raccontando e vivendo, che è quello del coronavirus.
Così, dunque, in diretta dalla chiesa di San Francesco a Treviso, il maestro, il tenore trevigiano Francesco Grollo, accompagnato all'organo dal maestro Antonio Camponogara, giusto ricordare ovviamente anche lui. Maestro, grazie davvero per questo momento oggi, ha dato forza a tutti noi con queste note, con la sua voce. Cosa ci racconta di come la sta vivendo lei questa nuova emergenza? Beh, io lo sto vivendo ho ritrovato la preghiera, naturalmente essendo profondamente cattolico, e ritrovo la preghiera ed è per questo anche che vorrei ringraziare attraverso la preghiera tutte quelle persone che stanno sacrificando la loro vita per cercare di contenere naturalmente questa epidemia. Ma mi rivolgo a tutte anche le strutture, le abbiamo già ringraziate tutte, ma i medici, le strutture sanitarie, la Polizia di Stato, i Carabinieri, le forze dell'ordine in generale, le forze armate, tutte in questo momento fanno capire che l'Italia è veramente grande. Nell'emergenza l'Italia ritrova una pulsazione, un cuore straordinario che nessuno al mondo ha. Questa è una cosa che mi riempie d'orgoglio, devo dire. Grazie davvero per le sue parole e la formula che ha scelto, che è quella del canto e adesso del sentimento. Grazie davvero al maestro Francesco Grollo. Voleva aggiungere qualcosa? Se mi permette ancora sì, una... Prego. Sì, se mi permette di ringraziare, volevo anche ringraziare il maestro Antonio Camponogara, che mi ha accompagnato in questo percorso musicale, in questo percorso di preghiera. Ecco Antonio, lo ringrazio moltissimo, un caro amico e un grande musicista. Io devo dire grazie a Treviso, che è una città straordinaria, e dico, come ha chiuso anche il sindaco che ho sentito, dico viva l'Italia, viva il Veneto, viva Treviso e viva gli italiani. Grazie davvero, grazie e complimenti per quanto fatto. E ringraziamo anche Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Ci rivediamo tra poco, altri aggiornamenti sul fronte dell'emergenza coronavirus. Torniamo in diretta ancora con la nostra edizione straordinaria. Subito saluto e ringrazio il Presidente della Quinta Commissione, in Consiglio regionale quella che si occupa di sanità, Fabrizio Boron per la Lega. Buongiorno, ben trovato. E al suo fianco il segretario del Partito Democratico del Veneto, Alessandro Luigi Bisato. Ben trovato sindaco. Allora, buongiorno a tutti. Boron, la cosa che le ha fatto più male delle critiche di questi giorni? Ma più che le critiche, forse il fatto che tutti sapevano cosa doveva avvenire o cosa è avvenuto un giorno dopo, no? Se noi torniamo indietro un po' con la mente, capiamo benissimo le scelte che si dovevano prendere all'inizio, quando quello che poi è avvenuto, insomma, qualcuno magari l'aveva anche semplificato con un'influenza di passaggio. E siamo arrivati invece a vedere cosa è successo in Italia. Parliamo di decine di migliaia di morti. Ecco, forse quello che mi ha fatto un po' più, diciamo, un po' più male, ecco, se vogliamo dire così, è il fatto che il giorno dopo tutti sanno tutto e invece bisognerebbe che qualcuno ci dicesse un giorno prima cosa è meglio fare. Ecco, questa è un po' è la condizione. E guardate che comunque non è finita, perché nel momento in cui stiamo andando verso, magari sembra un bagliore di luce, no? Un raggio di sole nel miglioramento dei dati, qui adesso si stanno alzando tutti i grandi scienziati del giorno dopo e purtroppo io credo che l'unità di intenti, il fatto di combattere tutti assieme di fronte a questa grande emergenza dovrebbe servire a quello in qualche modo, a non spingere in là la discussione su cose che magari domani mattina potremmo fare, ma che oggi non fanno capire alle persone il vero problema. Senta Bisato, avete allentato la presa sul tema case di riposo? Ma l'entrata della presa non è che la nostra sia polemica, è solo porre alla massima attenzione quello che di fatto è in questo momento sono i maggiori focolai da tenere sott'occhio.
perché la vicenda di Merlara, la vicenda di altre case di riposo sono di obiettiva difficoltà, ma senza buttare la croce addosso a qualcuno, ma per stare attenti, perché sappiamo che lì ci sono effettivamente tante persone fragili e quindi se si insinua questo virus poi è molto difficile venirne a capo. Boron, case di riposo? Ma le case di riposo è un tema molto particolare. Si sapeva fin dall'inizio che era un punto sensibile, no? Perché, come è stato più volte detto, all'interno, ovviamente, essendoci persone anziane, sono i candidati migliori perché il virus possa ottenere danni molto importanti. E quindi la salvaguardia è stata fatta fin dall'inizio. Voi ricorderete come il blocco nelle case di riposo e all'inizio ancora dei centri diurni è stato fatto ancora prima, per quanto riguardava i visitatori, ancora prima delle ordinanze nazionali. Quindi l'attenzione è sempre stata massima. Senta, se posso aggiungere una cosa io? Sì, prego, segretario. Cioè, nel senso, l'unica cosa che sento, come dire, interfacciando gli operatori, il personale sanitario e paramedico di quelle strutture, case di riposo e anche dei centri diurni per disabili. I centri diurni adesso sono chiusi, ma ci sono le comunità alloggio che continuano a svolgere la propria funzione. Senza far polemica, se però invece di lanciare all'universo mondo la prospettiva di fare i tamponi a tutti, che poi sappiamo non era possibile perché era quasi impossibile processarli tutti, siamo arrivati ad avere qualche migliaio al giorno e non le decine di migliaia che servirebbero per come dire, tipizzare tutta la popolazione. Partiamo prima di tutto, siccome ce ne sono ancora parecchi da fare, partiamo da quelle persone fragili, quindi tutti gli operatori che lavorano nelle case di riposo, tutti gli operatori che lavorano nelle comunità alloggio per disabili, tutti gli utenti delle comunità alloggio che chiamano a più voci, insomma stiamogli dietro. Con questo io non sto dicendo che non si stia facendo, sto dicendo che è meglio concentrare l'azione su quella categoria piuttosto che pensare in questo momento di aprire all'universo mondo. No, vorrei ricordare solo che la questione dei tamponi, che è partita con una capacità di 3.000-3.500 giorno, perché le microbiologie questo riuscivano a fare, è arrivata ad oltre 11.000 giorno. E ovviamente è stata data priorità al mondo della sanità e al mondo delle case di riposo e ovviamente a chi il sintomo lo presentava. E la marcia è spedita. Tutto questo quadro è stato ovviamente seguito e continua ad essere seguito. Poi, per quanto riguarda le case di riposo, che ovviamente in questo periodo, insomma, di polemica è stata fatta abbastanza, io vorrei essere molto chiaro. La Regione nelle case di riposo ha ovviamente in emergenza una tutela sanitaria come ce l'ha su tutti i cittadini, ma le scelte e le decisioni di come ovviamente impostare anche all'interno le misure di sicurezza fin dall'inizio ce le hanno i consigli di amministrazione. Cioè, i consigli di amministrazione ricevono le indicazioni come qualsiasi cittadino e nel rispetto delle indicazioni che ricevono le attuano all'interno delle proprie strutture. Io conosco case di riposo, ne faccio una ad esempio, quella di Padova, che ancora prima che ci fosse il blocco da parte delle ordinanze sull'accesso dei visitatori l'aveva già attuato prima, diciamo quasi con una cautela preventiva. Quindi l'attenzione che è stata data in questa emergenza è un'attenzione che dobbiamo portare avanti tutti, nessuno escluso, e ovviamente sui punti sensibili delle case di riposo è ancora più essenziale. Allora, volevo però chiedervi un flash prima anche su un altro tema. I famosi 400 miliardi messi a garanzia dal governo, e partirei da Bisato per un aspetto positivo e eventualmente una critica da parte di Boron. È chiaro che in questo momento si tratta di possibilità di indebitarsi per quanto concerne l'area produttiva anche del nostro del paese, no? Anche della nostra parte d'Italia, e quindi non sono soldi liberati, diciamo, disponibili a pioggia, come vogliamo dare nelle varie interpretazioni. Si tratta della possibilità di indebitamento. Quindi la critica eventualmente che viene mossa è questa. Ma qual è il suo ragionamento, Bisato? Il ragionamento è semplicissimo. Siamo partiti una quindicina di giorni fa, ormai 15-20,
a dire che l'Italia aveva messo le bazzecole di 25 miliardi e che in Germania, ad esempio, se ne erano messi 350. Adesso vado a memoria. 5,50 Germania. Ecco, 5,50 ha ragione lei, 5,50, quindi a spararla, anche in quel caso vorrei significare a chi ci sta ascoltando che si trattava di l'effetto leva dato da garanzie, non erano risorse determinate dritto per dritto da parte dello Stato, perché qui tutti stanno lavorando in perdita, come dire, cioè in debito. Il macro tema tra gli interventi di 25 miliardi fatti in marzo, i 50 che entreranno in aprile e i 400 miliardi messi con l'effetto leva delle garanzie fanno muovere circa 700 miliardi. La vera novità sostanziale è che fino a 25.000 euro, quando uno chiede 25.000 euro, fa una domandina in banca e gli arrivano diretti senza nemmeno fare la pratica. Sì. E ha 6 anni per restituirli. Siccome tutti ci siamo detti che bisogna immettere liquidità per, come dire, dare vivacità all'attività delle aziende che sono asfittiche, mi pare che sia un passo molto significativo. Ricordo che dai 25.000 agli 800.000 c'è sempre una garanzia del 100% da parte dello Stato per le banche, quindi io penso che questo creerà un effetto volano straordinario nel dare risorse alle aziende. 90 allo Stato, 10 confidi, no? Almeno quello che abbiamo capito per arrivare al centro. Dopo gli 800.000, 90 allo Stato e 10 confidi. Fino a 800.000 garanzia 100% da parte dello Stato. Allora, io entro nel tema da imprenditore, no? Perché lo faccio di mestiere da tanti anni. Vorrei ricordare che l'indebitamento al fine di pagare spese è un cappio al collo, tanto vorrei dirlo molto chiaro. In Germania alcuni finanziamenti sono a fondo perduto ed è questo forse che qualcuno non ha capito. Se io non lavoro un mese con l'azienda e ho delle spese e non ho fatturato con cui pagare quelle spese e chiedo un finanziamento per pagare quelle spese, sto indebitando l'azienda e sto affossando l'azienda. Quindi il problema è: un imprenditore si indebita per pagare spese perché così definisce la morte dell'azienda ancora prima di iniziare. Secondo, il sistema dei finanziamenti, io per quello che ho sentito, perché parlo per quello che ho sentito. Punto primo, fino a 25.000 euro diretto, oltre i 25.000 euro tramite rating e solvibilità bancaria. Se qualcuno sa, e io lo so come funziona, non Basilea però. Io so come funziona, il sistema del rating, il sistema dell'affidamento bancario, posso assicurarvi che non è una cosa immediata. Ci vogliono settimane se non mesi per ottenere il rating e la finanziabilità. Terza cosa, ma la dico in maniera propositiva questa, non ho capito, parliamo di soldi, liquidità da mettere sulle aziende, sul mercato, verissimo, giustissimo, ma perché non facciamo una cosa essenziale che non è un debito dello Stato? Lo Stato paga i suoi certo. E secondo blocchi per questo periodo una moratoria sullo split payment, perché lo split payment è IVA che i fornitori verso le amministrazioni pubbliche avanzano e che lo Stato restituisce oggi con una media che va dai 6 agli 8. È ritardo. Un flash, ma davvero Bisato un flash? 10 secondi, perché sono già fuori coi tempi? Voleva replicare? Sì, in Germania per certe categorie glieli danno diretti, ma si devono pagare anche il personale. Qua il personale è in cassa integrazione. No. Guardate, l'ho scelto nella mia azienda e molti l'hanno fatto. Guardate che le aziende stanno facendo il sostituto d'imposta, ovvero pagano i dipendenti ed eventualmente vanno a compensazione con le tasse. Lo sapete perché lo facciamo? Lo facciamo per garantire alla scadenza del giorno del mese lo stipendio pieno. Altrimenti si aspetta il pagamento dell'INPS e molto probabilmente il mese di marzo lo prendono a maggio. Comunque, ecco, su questo, siccome c'è stato un accordo facendo da grande ammortizzatore sociale. È vero, gli va riconosciuto ed è il motivo per il quale si sta cercando anche di trovare soluzioni per far ripartire anche il lavoro. In sicurezza naturalmente, perché sennò si mette a rischio le persone, il contagio si espande. Ecco, battuta finale però,
le aziende, cioè c'è un accordo tra ABI, cioè il sistema delle banche, sì, per cui dovrebbero anticipare la cassa integrazione e quindi non fare aspettare i lavoratori, perché altrimenti abbiamo persone che non riusciranno a mettere insieme il pranzo con la cena. Comunque guardate, dico solo una cosa, alla fine del mese di marzo, seppur c'erano decreti che parlavano, le banche si sono trattenute le rate dei mutui e dei leasing dalle aziende, ve lo posso assicurare, in automatico tramite RID. Grazie a Fabrizio Borone della Lega e al segretario del PD Veneto Alessandro Bisato, grazie e buona giornata. Grazie a voi. Allora, devo chiudere, ma solo un ulteriore flash che volevo darvi: l'incendio a Tramonte nel bosco, immagini appena arrivate alla nostra redazione, so che molti appunto si stanno chiedendo, parte del bosco nella zona di Tramonte nel Padovano va a fuoco in questo momento. Tra Torreglia e Galzignano mi dicono appunto nella segnalazione, ringrazio Fabio Mason. Chiudiamo, ci rivediamo alle 17:30 per nuovi aggiornamenti, poi come sempre i nostri telegiornali a partire dalle 18:30. Grazie e buona giornata.